Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste, sono le 7 del mattino. Oggi avremo ospiti in studio il sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina, Alexander Coretti, e Roberto Cason, consigliere comunale di Idea Giuliana. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa nella prima parte della trasmissione, che comincia come sempre dalle previsioni del tempo, quindi andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale per questa giornata e per le prossime. Allora, la situazione generale: martedì la depressione in quota si sposterà verso ovest, ma un minimo di pressione al suolo rimarrà presente sul Mar Ionio. Sulla regione affluiranno quindi correnti fredde e veloci da est e sud-est in quota di Bora al suolo. Quindi vediamo oggi, martedì 1 aprile, cielo variabile con alternanza tra schiarite e nuvolosità anche consistente, quote medie. Soffierà Bora sostenuta sulla fascia orientale e sulla costa, incostante al mattino, più distesa invece nel pomeriggio. Sera raffiche anche forti a Trieste e sul Carso. Soffierà vento da nord-est in quota con possibili raffiche sostenute. Insomma, una giornata particolarmente ventosa. Domani, mercoledì 2 aprile, cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana, sulla costa e fascia orientale. Soffierà Bora da moderata sostenuta con possibili raffiche anche forti nella notte fino al mattino sul Carso e a Trieste. Ancora giovedì 3 aprile, cielo sereno o poco nuvoloso. Nella prima metà della giornata soffierà ancora Bora, debole o moderata sulla fascia orientale della regione. Evidentemente la Bora sarà in calo a partire da giovedì. Allora andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani edicola oggi. Cominciamo con Il Piccolo e con la notizia di prima pagina, naturalmente anche nel nostro telegiornale di ieri, l'omicidio di Via delle Beccherie, trovata uccisa in casa, donna in stato di fermo. Isabella Tregnaghi, 89 anni, abitava in Via delle Beccherie. La sospettata, una triestina, bloccata in auto, accoltellata alla gola. La donna anziana, appunto 89 anni, l'allarme è lanciato dalla figlia che ha visto le immagini delle telecamere installate nell'appartamento. Qui vediamo le immagini, anche la foto della vittima, le forze dell'ordine davanti all'edificio, sgozzata nel suo appartamento all'ora di pranzo in pieno centro a Trieste. La vittima del brutale omicidio, Isabella Tregnaghi, 89 anni, è stata uccisa con una coltellata alla gola nella sua abitazione al terzo piano di Via delle Beccherie. È stata la figlia da Roma a dare l'allarme collegandosi alle telecamere installate a casa della madre. La vista riversa a terra in corridoio in una pozza di sangue, ha allertato i soccorsi. Erano le 13, 2 ore dopo i carabinieri del nucleo investigativo di Trieste hanno arrestato la presunta omicida. Si tratta di Erika Podmenic, triestina di 58 anni. La donna, sottoposta a fermo per omicidio volontario, è rinchiusa nel carcere del Coroneo. Ancora nessuna traccia dell'arma del delitto. Resta da chiarire anche il movente. Si cerca di capire se ci fosse un legame tra le due donne. Sulla porta non c'era alcun segno di scasso. Nel momento in cui è stata fermata, la sospettata si trovava in auto, una Fiat Panda bianca, in via Bramante. Questa è la ricostruzione dei fatti. Rivedremo fra poco anche i nostri servizi, ma andiamo a vedere anche lo sgomento dei residenti. Era una persona per bene, si parla della vittima. Le pistole puntate, ho visto quella Panda accerchiata, l'hanno accerchiata con delle auto civetta, le hanno puntato pistole, poi hanno messo le manette ai polsi. Queste le testimonianze, ne abbiamo raccolta anche noi una appunto di questi concitati momenti. Vediamo le altre notizie, poi passiamo all'edizione di Gorizia Monfalcone. Allora, il peso dei dazi per la regione, in ballo 561 milioni, ancora rette dei nidi e dote famiglia, via alle domande per gli aiuti. Anche di questo ci siamo occupati. Per quanto riguarda la pagina di Gorizia Monfalcone, vediamo che va a fuoco anche un macchinario, incendio all'ex Eaton, ambulanze private a Gorizia, appalto da 2,6 milioni. Il re del podcast Gazzoli scommette sul format della goriziana Rebecca, e poi nasce a Cormonsu un consorzio a misura di cicloturisti. Vediamo anche lo scrittore Italo Svevo, le auto e quel fumo fatale, l'articolo di Paolo Marcolin su Italo Svevo. Poi ancora volontari in azione al Barbana Day. Andiamo a vedere
velocemente le altre prime pagine dei quotidiani e poi appunto ci occupiamo del caso di cronaca. Allora, Le Pen condannata, addio all'Eliseo, questo è il titolo che campeggia su tutti i quotidiani, le prime pagine. Sul Corriere della Sera, allora, il piano B con Bardellà, drone e guerra ibrida, falsi miti, verità, io, l'Asperger e quello che so sull'autismo, la giornata mondiale. A parlare in questo racconto è Susanna Tamaro, la scrittrice triestina. La campagna del Wisconsin e il rogo a Roma, milioni in dono, Tesla bruciate, il mondo a due facce di Musk. In arrivo i dazi USA, le borse crollano, allarme per l'economia. Il ministro Urso, bisogna negoziare le premesse necessarie, l'Europa tratti, ma per farlo deve reagire. Export Pechino, ora corteggio Tokyo e Seul, il vertice asiatico. La Repubblica, anche qui Le Pen, fine della corsa, condannata a 4 anni per appropriazione indebita di fondi UE e ineleggibile per l'Eliseo. La leader francese contro i giudici, sentenza di regime, solidarietà da Putin e sovranisti. Incubo dazi, borse europee bruciano 245 miliardi, i bersagli comuni della destra, e poi vediamo rogo delle Tesla a Roma, Musk e terrorismo. C'è anche qui il caso Sara, 22 anni, accoltellata in strada a Messina, caccia all'assassino. La Stampa, vediamo, giovani in fuga all'estero, più 36% in un anno. Si concentra su questa analisi. La Stampa, 1 su 2 tra i 18 e 24 anni è laureato, per ogni diplomato emigrato ci sono 9 italiani che emigrano. Le Pen, rivolta sovranista, tagliata fuori dall'Eliseo, Mosca, violato il gioco democratico, Salvini, dichiarazione di guerra dell'Unione Europea, siamo tutti cartoni animati, il boom dell'app di intelligenza artificiale che ci trasforma in fumetti senza rubarci l'anima, invece la leggerezza insomma della prima pagina della Stampa. Il Fatto Quotidiano, Le Pen condannata e fuori dalle elezioni, truffa UE, braccialetto e ineleggibilità. Poi ancora Movimento 5 Stelle e comitati, piazza autarchica contro il riarmo, poi ancora preparare le famiglie e i giovani alla guerra, eurodeliri, il piano per la sicurezza domani al voto a Strasburgo. Esercitazioni in Unione Europea, dopo il kit di resilienza si invocano programmi educativi militarizzati. Il giornale in pensione più tardi, il governo si oppone. Durigon, non ci sarà nessun aumento d'età, si uscirà sempre a 67 anni. Scaglioni Irpef, bocciato l'emendamento della Lega. Anche qui l'accusa di frode sui fondi europei, Le Pen condannata ineleggibile per 5 anni. Minimo storico in Italia, culle vuote nel 2024, solo 370.000 nati. Ancora migranti, l'Unione Europea promuove il modello Albania. Roma a fuoco 17 Tesla, Musk accusa terrorismo. Il giornale Libero, Le Pen dichiarata ineleggibile, ghigliottinata la destra, questo è il titolo suggestivo, la leader dell'opposizione francese condannata per l'uso degli assistenti, era avanti nei sondaggi, dopo la Romania un altro golpe giudiziario e lei, pratiche da regime non mi farò eliminare. Esposte per una mostra, scoppia il caso, bandiere titine in centro a Gorizia e arte, e scoppia appunto il caso, ne avevamo parlato qualche giorno fa. Allora andiamo a vedere il Sole 24 Ore, la paura dei dazi affonda le borse, così il quotidiano economico, poi intelligenza artificiale e telemedicina per curare gli anziani di Neirone, l'innovativo progetto del Borgo Ligure, e anche qui Le Pen condannata a 4 anni e ineleggibile, farò ricorso. Sempre dalla guerra invece nella striscia, l'IDF ordina ai palestinesi di lasciare Rafah in vista di un attacco via terra. Netanyahu in Ungheria, la Corte Penale deve essere arrestato. Il Domani, Francia shock, Le Pen condannata, la destra estrema urla al complotto, Trump contro Putin, spero non mi prenda in giro, ma dal tycoon molte parole, pochi risultati. La leader
RN è accusata di appropriazione indebita, 4 anni di carcere, 5 di ineleggibilità. Farà appello, ma la corsa all'Eliseo diventa difficile. Solidarietà da Urbani a Cremlino e Salvini attacca l'Europa. Crosetto, l'uomo che non pagava gli affitti. Domani scova, il Domani appunto come il giornale, scova una terza sentenza del 2022 contro il ministro. 68.000 euro per un'altra casa. Insomma, continua questa analisi, questi scoop del Domani. Allora, torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste con il caso clamoroso di cronaca di ieri pomeriggio. Qui vediamo appunto le foto dei protagonisti, c'è anche appunto la presunta assassina di Isabella Tregnaghi, di 89 anni. Si tratterebbe di Erika Podmenic, 58enne, anziana uccisa dentro casa. La figlia da Roma ha chiamato i soccorsi dopo aver visto con le webcam il corpo a terra. La presunta assassina, individuata grazie alla videosorveglianza, fermo in via Bramante. Vestiti insanguinati, trovati in cassonetti in via Cereria, dove abita la sospettata. Anche noi ieri naturalmente abbiamo seguito questi fatti appunto con una diretta straordinaria insieme al nostro Gianluca Paladin, che era sul posto appunto in via delle Beccherie, e ha realizzato poi per il nostro telegiornale questo servizio che ora vi riproponiamo. Una donna di 89 anni è stata trovata senza vita qui a Trieste in via delle Beccherie al Civico 7. È stata trovata a terra con la gola tagliata. Sul posto i carabinieri della provincia di Trieste, ma anche la squadra scientifica della polizia per analizzare tutta la scena. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Gli uomini delle forze dell'ordine insieme ai sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, ma ormai non c'era nulla da fare e i medici hanno potuto solo constatare il decesso. Isabella Tregnaghi, il nome della vittima, una persona conosciuta a Trieste. Poco dopo il ritrovamento del cadavere, il presunto omicida è stato fermato. Si tratta di una donna di mezza età. La ricercata è stata identificata subito, forse proprio grazie all'impianto di videosorveglianza installato all'interno dell'appartamento al terzo piano della palazzina. Infatti la figlia dell'89enne, residente a Bologna, stava monitorando l'appartamento della madre attraverso il cellulare. La terribile scena, il corpo senza vita steso a terra, la vista sul cellulare. Contemporaneamente all'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo del delitto, gli investigatori erano già sulle tracce della ricercata. La donna è stata fermata in via Bramante. Una vera e propria scena da film. 3 auto con personale in borghese a bordo inseguivano a sirene spiegate una Fiat Panda bianca. L'auto è stata circondata e bloccata al semaforo. I carabinieri hanno puntato le pistole, costringendo la presunta responsabile del delitto, una donna triestina alta sulla cinquantina e con i capelli neri a caschetto, a scendere dal mezzo. Poi sono scattate le manette. E noi abbiamo raccolto con il nostro Enzo Iannacone ieri pomeriggio uno dei testimoni invece dell'arresto della donna appunto che è la presunta assassina della signora di 89 anni. È stata arrestata, fermata in via Bramante, era a bordo della sua automobile, una Fiat Panda. Allora risentiamo che cosa ci ha detto. Attorno alle 13:30 cosa hai visto? Sì, 13:30, 13:45, non ho visto bene l'orario. Niente, io ero in cantiere qua di fronte che stiamo lavorando e stavo venendo in bar qua a bere un caffè, gli operai sono anche fermati qua sul ponteggio e niente, abbiamo visto delle macchine che hanno fermato una Panda, lì si sono messe di traverso, diciamo, una macchina bianca tutta in borghese e come hanno fatto uscire una signora da questa Panda, diciamo, bianca, una signora alta, con i capelli a caschetto, mi pare neri, l'hanno ammanettata e l'hanno portata via con le macchine, con le volanti, insomma. Però erano tutti in borghese, anche i poliziotti o carabinieri, non so chi erano tutti quanti in borghese e avevano le armi in mano e basta, insomma. La donna non ha posto... No, nessuna resistenza, non ha detto nulla, zero. L'hanno ammanettata in piedi accanto alla Panda e poi se la sono portata via. È durato tutto forse 1 minuto, 2 minuti, non di più. I poliziotti sono stati professionali, insomma, non hanno... Cioè, erano a sirene spiegate, però insomma si sono comportati secondo me come dovevano, insomma, ecco, tutto qua. Poliziotti o chi erano, insomma, carabinieri, non so, erano tutti in borghese, ripeto, tutto qua.
Questa è la testimonianza, insomma, di questa scena anche piuttosto concitata. Ieri poi abbiamo seguito, qui vediamo nelle immagini di Gianluca Valenta, purtroppo il trasporto poi della salma della signora uccisa appunto dall'appartamento di via delle Beccherie, e qui vediamo appunto fino alla notte praticamente sono rimasti gli investigatori per raccogliere quanti più elementi possibili e utili alle indagini, e poi alla fine insomma è stato portato via il cadavere della signora Isabella Tregnaghi, 89 anni, lo ricordiamo appunto, che è stata uccisa nel suo appartamento con un taglio di coltello alla gola, quindi una coltellata alla gola. È stata la figlia che in un primo momento si era pensato abitasse a Bologna, poi era emersa invece la città di Roma, ancora diciamo è da chiarire la circostanza, a vedere però che sua madre era morta, riversa in casa con la gola tagliata, attraverso le telecamere di sorveglianza posizionate proprio per un sistema di televita di assistenza insomma alle persone più anziane e fragili. Abbiamo sentito anche altre testimonianze nel pomeriggio di ieri, testimonianze di vicini di casa che hanno tratteggiato la figura di questa signora, descritta come una donna gentile, educata e assolutamente insomma tranquilla, della vita tranquilla. Allora risentiamo che cosa ci hanno detto i vicini di casa. Una persona che comunque avevi visto più... Ma sì, io sono qua dal 2009, meno male questa signora le dovevamo passare, buongiorno, buonasera, tutto qua, educata, cortese, forse ogni tanto, come va, tutto bene, basta, tutto qua. Niente. Era accompagnata da qualcuno di solito? Guarda, io l'ho sempre vista da sola, cioè sapevo che le figlie non abitavano qua, so che una volta qualcuno me l'ha detto, tutto qua, ma è sconcertante quello che è successo onestamente. Così Luca Morgan, il noto chef triestino titolare della Chimera di Bacco, che nel pomeriggio ha assistito all'arrivo delle forze dell'ordine per la richiesta di aiuto al 112 per quello che poi si è rivelato essere un omicidio. Abbiamo visto intorno all'1:30, forse le 2 meno qualcosa, carabinieri che sono arrivati a piedi correndo. C'era la 118, i vigili del fuoco, poi un'altra persona della sicurezza, dopo ho capito che era Televita o chi per lui indifferente, e al momento ho detto cavolo, sarà qualche caldaia che ha svalvolato, no? Cioè, perché poi quando abbiamo visto tirare i nastri bianco-rossi ho detto questa roba è seria, deve essere successo qualcosa di più serio. C'è un po' di angoscia anche, sai, Trieste è una città piccola, questo è un quartiere, c'è il ghetto ebraico, un quartiere tranquillo, cioè queste cose qua ti fanno un attimo pensare, il differente, il motivo, cosa è successo. La notizia dell'assassinio dell'89enne triestina Isabella Tregnaghi ha gettato nello sconforto i vicini di casa, in particolare quelli che vivevano nello stesso stabile centralissimo, che hanno appreso la notizia dai carabinieri. Comprensibile lo shock e lo sgomento, così come una certa apprensione, perché in un primo momento non si era ancora diffusa la notizia del fermo della presunta responsabile. Abitando qua è logico, le persone di passaggio, ma non di persona, ecco, conoscenza proprio no. Certo che comincia a essere preoccupante, anche perché qua di notte c'è abbastanza caos, sono sincera. Cioè, a questi livelli di trovare queste cose no, però c'è abbastanza caos e dovrebbe secondo me essere un po' più controllata questa zona. Allora, queste appunto alcune delle testimonianze, sono raccolte alcune anche sul quotidiano locale, sul Piccolo, diamo un'occhiata. Allora il saluto alla negoziante, il rientro dopo il dramma, stupore e rabbia, appunto quello che abbiamo sentito anche nelle interviste nel servizio. Lo sconcerto per un atto orrendo ai danni di una persona per bene, telecamere in tutta l'area, scolaresche in gita e passanti invitati dalle forze dell'ordine a cambiare strada. Abbiamo visto appunto il tratto di strada di via delle Beccherie chiuso dai nastri delimitatori messi dai carabinieri per consentire appunto di raccogliere tutte le prove possibili e gli elementi utili alle indagini. Quindi è stato circoscritto il luogo, vediamo ancora delle immagini, qui c'è anche la nostra troupe, i nostri Gianluca Paladini e Gianluca Valenta sul posto, come abbiamo visto nella nostra diretta straordinaria. Isabella, una
una donna normale, i pranzi al ristorante, l'amore per i nipoti, la passione per il bridge. Una donna elegante, sempre in ordine, per bene, con un bel sorriso sempre sul viso. Così nel vicinato descrivono Isabella Tregnaghi, la donna di 89 anni uccisa nel primo pomeriggio di ieri nel suo appartamento di Via delle Beccherie. All'inizio c'è incredulità per quanto accaduto. Nel corso della giornata la notizia del suo omicidio si diffonde rapidamente, è impossibile non venirne a conoscenza. Chi non consulta i siti internet, non guarda i telegiornali, i programmi televisivi del pomeriggio viene informato al bar dai camerieri o dai radiogiornali nazionali che dedicano uno spazio anche all'omicidio di Trieste. Ha avuto molto risalto naturalmente questo tragico fatto di sangue. Il ristoratore vicino, l'abbiamo sentito, veniva a mangiare o portava via il cibo, era bella e signorile, davvero una brava signora. Il compagno di carte, ho condiviso molti tavoli assieme a lei, non era appariscente, non ostentava mai gioielli o altro. Una commerciante, la chiamavamo nonna Isa, adorava la sua famiglia meravigliosa ed era vispa e in gamba. L'hanno accerchiata puntando le pistole, mi è sembrato un film. Questo invece è l'arresto della presunta assassina, la testimonianza del titolare del bar di Via Bramante, il blitz davanti al locale, sotto sequestro l'appartamento dove viveva la sospettata in Via Cereria. La chiamata a Televita, un servizio per dare aiuto alle persone anziane sole, assistenza attiva 24 ore su 24 per emergenze. Fino a qualche anno fa la presunta omicida lavorava in un discount, i residenti della zona la vedevano spesso in giro o nei locali, pareva socievole. Questo dicono appunto di chi è accusato ora di questo terribile omicidio. Allora andiamo ora a collegarci con la sala operativa della polizia locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Paolo Gurtner. Buongiorno. Buongiorno a lei Boccarella, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Traffico attualmente abbastanza scarso dalle telecamere del controllo del traffico stesso, senza nessun problema. Per quanto riguarda la notte trascorsa non abbiamo rilevato fortunatamente incidenti di alcun genere, abbiamo eseguito i controlli demandati dal comando nelle zone previste. Per quanto riguarda la giornata odierna volevo far presente che continuano i lavori di potatura in Viale 20 Settembre fra il Civico 52 e 62 e in maniera analoga anche in Viale Miramare fra il 259 e il 263. In regionale 35 di Opicina continuano anche i lavori di asfaltatura tra il quadrivio e l'innesto del raccordo 13 in direzione Banne, per capirsi. Altre cose direi che al momento non ci sono. Bene, allora questa è la situazione, la ringraziamo e le auguriamo buona giornata e buon lavoro. Altrettanto a tutti quanti. Anche ai suoi colleghi naturalmente e ieri, come vediamo dalla pagina del Piccolo, dalla cronaca cittadina, sono scadute ieri sera le zone rosse, quindi ci sarà venerdì la scelta sulla proroga o meno. Insomma, qui vediamo anche l'insediamento oggi del nuovo questore Lilia Fredella, ieri il passaggio di testimone tra lei e l'ex questore Pietro Stuni. L'avvicendamento è avvenuto proprio allo scadere del provvedimento prefettizio proprio sulle zone rosse. Fredella venerdì prenderà parte alla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che all'ordine del giorno prevede proprio una valutazione sul rinnovo della misura, magari con alcune modifiche in termini di zone e vie. Qui vediamo anche l'assessore alla polizia locale, spetta al comune dopo una valutazione in sede di comitato decidere se rinnovare o meno l'ordinanza temporanea che in alcune zone della città, quelle dove si sono registrati problemi di ordine pubblico, limitava alle 24 l'orario d'apertura delle attività che vendono e somministrano alcolici. Qui vediamo anche le parole del prefetto Pietro Signoriello. Ha perso efficacia anche l'ordinanza sindacale che dal 20 gennaio imponeva la chiusura dei locali alle 24, questa è la scadenza. Insomma, la scorsa notte sono scaduti sia il provvedimento prefettizio delle zone rosse sia appunto questa limitazione di orario. Via il confronto della politica anche sui controlli di vicinato. L'assessore regionale Roberti, così più efficaci le iniziative spontanee. Qui vediamo un ufficio mobile della Polizia di Stato in piazza Garibaldi.
Vediamo ancora invece, torniamo a un altro caso di cronaca, il 24enne triestino morto in Thailandia, Matteo sul ring 10 giorni prima, attesa per il rientro della salma. Il legale di Babici: non riusciamo a sapere se sono in corso altre indagini in loco, auspico sia aperto un fascicolo. Il padre ha potuto vederlo solo per pochi minuti. Qui vediamo appunto un'immagine di Matteo Babici, il 24enne, mentre si prepara per un incontro di Thai Box, che era il suo sport. Noi abbiamo realizzato un servizio sulle indagini per la morte di questo giovane in Thailandia, rivediamolo insieme. Un avvelenamento, un'intossicazione alimentare, una sostanza ingerita che ne ha causato la morte, forse associata a un malore naturale. Potrebbero essere queste le cause del decesso di Matteo Babici, il giovane triestino di 24 anni trovato senza vita in una stanza di albergo del centro di Bangkok dopo che sul corpo è stata effettuata un'autopsia in Thailandia. Siamo naturalmente nel campo delle ipotesi. Per i risultati dell'esame autoptico occorrerà attendere. Intanto l'avvocato della famiglia, Gian Domenico I, ha già annunciato che intende chiedere un'ulteriore autopsia con la nomina di un proprio medico legale di fiducia. Ad ogni modo l'avvocato sottolinea che, prima di ogni altra concreta valutazione su come procedere, si debba attendere il rientro della salma in Italia. Il 24enne, appassionato di arti marziali, era andato in Thailandia per imparare le tecniche del Muay Thai, la box thailandese. Il ragazzo era sano, sportivo, osserva il legale, non faceva uso di sostanze. Matteo si sarebbe già sentito male nelle precedenti ore alla morte, come sostiene sempre l'avvocato. Il giovane la sera prima del decesso, nella stanza dell'albergo di Bangkok, era con un coetaneo triestino, un giovane di 22 anni, di Opicina, che si era recato in Thailandia per incontrarsi con l'amico. Sarebbe stato proprio lui a trovarlo morto la mattina. Queste le notizie appunto sulle indagini per la morte di questo giovane triestino. Andiamo ancora sul piccolo, vediamo che sempre per la cronaca sono stati tolti i sigilli a Wild Thing, il maxi in custodia a Benussi. Ora, accolta dalla Procura di Venezia, l'istanza presentata dallo skipper triestino: si chiude un periodo davvero duro, dice, autorizzati i lavori di riarmo della barca. Poi ancora il lutto nel mondo dello sport, addio a Fulvio Zetto, asso della pallanuoto e grande allenatore. Al centenario, qui lo vediamo, della Triestina Nuoto. Vediamo ancora sempre notizie sul piccolo. Per quanto riguarda la cronaca, ai carabinieri di Aurisina il primato italiano di ordini di carcerazione, negli ultimi 6 mesi eseguiti ben 35 arresti. In breve anche domani messa in suffragio per Isidoro Gottardo a Sant'Antonio Nuovo alle 18, e poi si parla di prevenzione sul tumore al colon retto in un'iniziativa della Lilt Trieste, oggi alle 16:30 a Palazzo Gopcevic. Ancora avanti parliamo del Consiglio Comunale, ok alla variazione di bilancio, 1 milione per Sant'Antonio, approvata la manovra di assestamento composte su sociale, edilizia e turismo. Il centro-sinistra vota contrario, tante opere annunciate, serve pianificazione, dicono. La variazione di bilancio da 32,3 milioni passa a maggioranza, ma senza il voto del centro-sinistra. Tra poste importanti su sociale ed edilizia spicca il 1 milione per Piazza Sant'Antonio e contributi per l'avvio della stagione estiva. La delibera dell'assessore Everest Bertoli soddisfa tutte le forze di centrodestra, ma non convince i partiti d'opposizione, che parlano di sfilza di annunci e mancata pianificazione. Il Consiglio Comunale torna a riunirsi e licenzia la prima variazione di bilancio dell'anno. Il 2024 si era chiuso con l'approvazione della finanziaria entro i termini fissati, motivo per cui già nei primi mesi di esercizio del 2025 il Comune ha potuto disporre di ingenti risorse che sarebbero state altrimenti ferme. Sono le parole dell'assessore appunto Everest Bertoli. Qui si danno tutti i dati relativi proprio a questa variazione di bilancio. La mozione
mozione di Adesso Trieste, centrale unica d'emergenza. In un decennio di operatività la centrale unica dell'emergenza Palmanova ha mostrato tutti i suoi limiti, con difficoltà a localizzare le persone e ritardi nell'arrivo dei soccorsi, così Riccardo Laterza, firmatario della mozione sull'emergenza urgenza ieri in aula. Tanto gli operatori sanitari quanto la cittadinanza, con 7.500 firme raccolte, chiedono da tempo la costituzione di una centrale al servizio dell'area giuliana. La nostra mozione, dice ancora la terza, che richiedeva al sindaco di farsi portatore di questa richiesta in regione, è stata bocciata a maggioranza. Le promesse della destra, in particolare di Fratelli d'Italia, di ripristinare un sistema adeguato alle esigenze delle persone si rivelano fumo negli occhi degli elettori. Così appunto Adesso Trieste. La trattativa sindacale, vediamo allora prima guasto alla centrale di Trieste Trasporti, display dei bus in tilt e disagi alle linee, il malfunzionamento di primo mattino, quindi display spenti in tilt, minuti di ritardo accumulati tra una corsa e l'altra. E poi vi dicevo la trattativa sindacale, le telecomunicazioni si fermano in sciopero, rinnovare il contratto. Ne abbiamo parlato ieri con un servizio, allora rivediamolo insieme. Relativamente al contratto nazionale, questo è scaduto nel 2022, dicembre 2022, le trattative si sono arenate fondamentalmente su una parte economica. Un contratto scaduto da oltre 2 anni e un vero e proprio muro innalzato dalle principali aziende del settore sulla parte economica. Questa è la situazione dei lavoratori delle telecomunicazioni denunciata dai sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL con lo sciopero di oggi, con presidio regionale davanti alla sede di Confindustria Alto Adriatico a Trieste. Le controparti non stanno affrontando il cuore del contratto, che è la parte economica, in un periodo in cui l'inflazione galoppante e le tasche dei lavoratori sono sempre più vuote. È importante affrontare i temi economici contrattuali e quindi avere un nuovo contratto che bilanci le perdite dovute all'inflazione. Nessun passo avanti, denunciano i sindacati, neppure in ambito governativo, sui temi industriali che regolano il settore. Pensiamo ad esempio ai call center che si occupano delle prenotazioni per i CUP, quindi le prestazioni sanitarie ma anche le assicurazioni. Sono settori molto delicati dove c'è una grande responsabilità ma c'è anche una grande professionalità. Teniamo conto poi anche del fatto che abbiamo delle innovazioni tecnologiche, non ultima l'intelligenza artificiale, che va assolutamente gestita, perché in questo settore specificatamente, dove è già entrata da alcuni anni, ha bisogno di essere normata in modo da garantire al lavoratore un sollievo sul carico di lavoro, ma non una decimazione dei lavoratori stessi. Ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta ancora con la nostra rassegna stampa del mattino, sono le 7:36 qui a Sveglia Trieste, torniamo a leggere i giornali, andiamo sui temi nazionali con la pagina del Corriere della Sera, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i temi maggiormente all'attenzione dei quotidiani oggi e sicuramente c'è il caso Le Pen, fondi Unione Europea, Le Pen condannata e ineleggibile per 5 anni, 4 di carcere, 2 sospesi, sfumano le presidenziali del 2027. Lei, decisione politica. Ancora sempre sul Corriere, la leader inferocita, un giorno funesto ma non mi ritiro, decisa a combattere la famiglia, il padre ingombrante e l'ultima sfida. Questo è il caso francese, la rabbia dell'Europa sovranista e Mosca soccorre Marin. I russi evocano la democrazia violata e Salvini, dichiarazione di guerra da Bruxelles. Queste le parole appunto di Matteo Salvini, vice premier. È
arrivato il momento del giovane Bardellà, esiste il piano B per guidare il partito. A meno di 30 anni vuole mostrarsi affidabile. Ancora andiamo avanti, decreto Albania, invece siamo in Italia, in linea con l'Unione Europea, il via libera di Bruxelles a Roma. Le parole del commissario agli affari esteri, esulta Meloni, premiato il nostro coraggio, dice la Premier. La svolta anti-irregolari di Starmer, sono arrabbiato, questo succede in Gran Bretagna. Vediamo qui la mappa degli hotspot in funzione, i centri di prima accoglienza, i centri di permanenza per il rimpatrio. C'è anche, naturalmente ci sono le due strutture di Gradisca di Sonsu, sia il CPR che il CPA, il centro di prima accoglienza. Al largo di Lampedusa 49 salvati. Ancora andiamo avanti, sempre sul Corriere della Sera, ancora per qualche istante si parla del commercio mondiale, l'ora dei dazi spaventa le borse, Trump colpiranno tutti i paesi, i listini europei bruciano 245 miliardi, sale Wall Street, il governo vuole tutelare il vino e qui vediamo appunto i protagonisti. Domani Trump potrebbe svelare un dazio generalizzato del 15% sulle merci europee per 540 miliardi, oltre alla tariffa del 25% già in vigore su alluminio e acciaio e da giovedì anche sull'automotive. Allora, bisogna negoziare la reazione non solo con nuove tariffe. Il ministro Urso dice serve una politica industriale europea. Torniamo sul piccolo, il piccolo ancora di Trieste, per le notizie del comune proprio di Trieste, 81 denunce per mobbing, richieste d'aiuto triplicate in un anno. Le più colpite sono le donne, ma in città aumentano anche le vessazioni riferite dagli uomini. Crescono pure i fascicoli che riguardano lavoratori e lavoratrici quarantenni alle prese con la famiglia. L'assessore Serena Tonel, i numeri ci dicono che si tratta di uno strumento di tutela importante. Allora rivediamo insieme il servizio che abbiamo realizzato proprio ieri, seguendo la conferenza stampa sullo sportello per il mobbing, per denunciare appunto i casi di mobbing. Sentiamo. Ma è sicuramente un'attività molto utile a tutti i cittadini. L'associazione che la gestisce ha fatto avere un report, diciamo, per il numero di accessi e anche diciamo, la tipologia di argomenti per cui gli accessi sono stati fatti. Mobbing sul lavoro, un fenomeno in crescita nella provincia di Trieste. In un anno le richieste di aiuto sono quasi triplicate e a pagare il fenomeno delle vessazioni in ambito lavorativo sono soprattutto le donne. Sono i dati del 2024 presentati dal punto di ascolto antimobbing di Trieste, sostenuto dalla regione Friuli Venezia Giulia e gestito dall'ANULF regionale. Nel corso del 2024 il punto di ascolto ha consolidato la sua attività con 81 contatti attivi. Questo dato riflette la maggiore consapevolezza fra i lavoratori riguardo la conoscenza dello sportello e la disponibilità di risorse dedicate a fronteggiare il fenomeno del disagio e delle molestie sul lavoro. Tali comportamenti avvengono soprattutto nel settore privato, 64% dei casi contro il 36% del pubblico. Nei confronti, come detto, soprattutto delle donne, ma si registra anche un crescente numero di uomini che chiedono aiuto. L'aumento significativo dei casi avviene a partire dai 40 anni, correlati alla creazione della famiglia e alla maternità, oltre che alla necessità di cura dei soggetti fragili. Le problematiche comprendono questioni organizzative, conflittualità relazionali, discriminazioni, molestie e umiliazioni. Lo sportello è rivolto a tutti coloro che ritengono di aver subito vessazioni di questo tipo. A tutti coloro che ritengono che sul posto di lavoro si agiscano delle ingiustizie e delle attività di mobbing largamente intese, quindi sicuramente anche dirimere quelli che sono gli argomenti dal lecito e dal non lecito è un'attività a cui tutti i lavoratori dovrebbero fare un pensiero laddove riscontrino di avere, diciamo, di subire delle attività sopra le righe. Il punto di ascolto si trova in via Capitelli 15 ed è attivo mercoledì dalle 13 alle 19.30 e giovedì dalle 14 alle 19.30. Le consulenze sono gratuite e coperte da anonimato.
Torniamo tra le pagine del Piccolo. Comunità ebraica scossa, parole inaccettabili che bloccano il dialogo. Sono dichiarazioni che ci fanno fare passi indietro nei rapporti interreligiosi. Ad appena 11 giorni dall'incontro avvenuto alla moschea di Via Maiolica, nel quale i rappresentanti delle diverse religioni e confessioni cittadine hanno simbolicamente dato vita a una catena della fede per la pace, Alessandro Salonicchio, presidente della comunità ebraica di Trieste, non nasconde il disappunto per le dichiarazioni fatte dal suo omologo islamico Akram Omar in occasione della festa di fine Ramadan. Nel suo intervento al campo sportivo di San Luigi domenica mattina Akram Omar ha parlato di crimini di guerra a Gaza, fornendo poi i numeri delle vittime. Vediamo anche il caso dei bidoni intelligenti vandalizzati, cassonetti lordati con lo spray, imbrattati con simboli e invettive, erano stati posizionati solo pochi giorni fa, presi di mira dal raid anche i classici contenitori per la raccolta differenziata. Allora rivediamo insieme il servizio di Bernardo Gulotta. Sono stati prontamente ripuliti i cassonetti intelligenti di Prosecco nella raccolta indifferenziata che sabato mattina sono stati trovati deturpati da scritte e vernici, scritte che riportavano anche offese alla polizia, il cosiddetto acronimo ACAB, che poi abbiamo visto anche su un muro di un edificio di Prosecco. I cassonetti intelligenti a Prosecco sono stati posizionati il 21 marzo dalla Cegas APS AMG e del Comune di Trieste e serviranno per la nuova modalità di raccolta del rifiuto indifferenziato che entrerà a pieno regime dal 2026. Era forse uno dei rischi lasciati non detti da chi il 21 marzo ha inaugurato la nuova batteria dei cassonetti intelligenti a Prosecco, poi distribuiti su buona parte dell'altipiano. Oltre al loro funzionamento, che sarà oggetto di una massiccia campagna di informazione da parte di Acegas APS AMGA nel prossimo futuro, come ogni novità che viene introdotta il rischio è sempre quello: danneggiamenti, imbrattamenti, utilizzo improprio. E sono bastati 10 giorni per intendere che i cassonetti intelligenti non sono pronti per essere utilizzati o in questo caso recepiti da tutti, in quanto non meritevoli dello stesso aggettivo. Allora andiamo a vedere ancora il giornale, il Piccolo. Si parla ancora del tram, ma in particolare dell'ultimo saluto di Duino a Zanolla assieme al fratello, la storia della destra, ecco qui, e poi il tram, l'obelisco e la stele raccontati su 7 totem. I turisti riscoprono Opicina. Sale il volume di visitatori che raggiungono il borgo a bordo della linea 2 e davvero sta avendo un grandissimo successo. Arrivano ora cartelli per illustrare i punti di maggiore interesse della zona. Ancora sul Piccolo, però nella pagina di Muggia, le variazioni di bilancio, sicurezza idraulica a Muggia con fondi per oltre 3 milioni. Ancora Vascotto in campo, prova a chiudere il caso Carnevale, si decide il 10, il labirinto della successione al presidente, io traghettatore, l'idea arriva in ritardo. Qui vediamo la curiosità vista sul molo settimo del porto, questo scatto davvero suggestivo, e poi genitori a lezioni di cibo per i piccoli calciatori, gli incontri dell'AS di Muggia e il sindaco Polidori dopo l'esposto dell'opposizione, iniziativa sconsiderata, dice Polidori, le modalità di riunione anche in remoto. Andiamo a vedere le pagine regionali del Piccolo, aiuti alle famiglie saliti a 96 milioni, più contributi dalla regione a chi ha figli, nidi, spese scolastiche, sport. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Quadruplicate dal 2018 le risorse regionali destinate alla famiglia, con un impegno particolare nel sostegno dei figli e del diritto allo studio. Così l'assessore regionale al lavoro, formazione e famiglia Alessia Rosolen nel presentare il pacchetto complessivo di interventi per il 2025. Dal 2018 la Regione Friuli Venezia Giulia sta strutturando servizi e benefici per le famiglie per accompagnare la crescita dei figli ed accompagnare tutto il percorso di vita delle famiglie. Siamo passati sul diritto allo studio da poco più di 5 milioni spesi nel corso del 2021 a quasi 9 milioni del 2025, sulla famiglia siamo passati dai 25 milioni che c'erano nel 2018 ai 54 milioni del 2021 e abbiamo superato per il 2025 abbondantemente i 96 milioni.
Tante le misure messe in campo per dare una risposta al progressivo indebolimento del potere d'acquisto, a cominciare da quelle strutturali come la carta famiglia. C'è poi un fitto calendario al quale prestare attenzione per non perdere i contributi, ad esempio quello per l'abbattimento delle rette per i nidi e i servizi per la prima infanzia è richiedibile da oggi, lunedì 31 marzo, fino al 31 maggio. Da domani invece si può richiedere online la dote famiglia. Tra le misure confermate il contributo per la previdenza complementare dei figli minorenni e il contributo di 20.000 euro per l'abbattimento del mutuo sulla prima casa alla nascita o adozione del terzo figlio. La novità è la dote finanziaria per l'autonomia dei giovani, che consente l'accesso a un prestito agevolato presso gli istituti convenzionati con la Regione. Prosegue in automatico il sostegno ai pensionati INPS con ISEE fino a 15.000 euro. Confermata anche la dote scuola, aumentati i contributi per la frequenza alle scuole paritarie, esteso il bonus psicologo per gli studenti del Friuli Venezia Giulia, anche agli iscritti ai corsi di formazione professionale. Allora, torniamo sempre a leggere il giornale, sempre su questo argomento, sostegno anche dall'INPS per retta mensile e pasti in esilo e in più ci sono le detrazioni del 19% in dichiarazione dei redditi. Accanto appunto alle misure di sostegno regionali alle famiglie ci sono anche quelle su base nazionale, le opportunità offerte dalle detrazioni. La corsa a ostacoli per far quadrare i conti tra costi in crescita e rinunce dolorose. Federconsumatori, un figlio costa almeno 175.000 euro da 0 a 18 anni. La spesa aumenta per l'inflazione per supplire i servizi che mancano. Qui c'è tutta un'analisi appunto di quanto costano i figli. Friuli Venezia Giulia, Sugi, scintille fra i sindacati nel confronto a Monfalcone. Da una parte Will e Nursind che non hanno firmato per unire i fondi contrattuali, penalizzati tutti i lavoratori, dicono. Dall'altra parte la FIALS, l'intesa unica via percorribile, insomma continua lo strappo all'interno dei sindacati. Vediamo prevenzione del cancro, il Friuli Venezia Giulia è terzo in Italia. All'Expo un manga made in Pordenone per raccontare la regione ai giapponesi. Qui vediamo appunto questi disegni, questi fumetti. Andiamo ancora nelle pagine del piccolo della regione. Generali e università lanciano a Trieste il primo corso sull'intelligenza artificiale, etica e sostenibile. Il patto fra il colosso assicurativo e l'Ateneo Giuliano, via dal 2025-26 in cattedra Teresa Scantamburlo, esperta di fama internazionale. Rivediamo insieme il servizio. Una partnership fra il Gruppo Generali e l'Università degli Studi di Trieste ha portato all'istituzione di una cattedra in intelligenza artificiale responsabile e sostenibile. La presentazione è stata celebrata oggi nell'aula magna dell'Ateneo e rientra nelle attività del centenario dell'università. Assieme al magnifico rettore Roberto Di Lenardo erano presenti il presidente del Leone Andrea Sironi e il CFO del Gruppo Generali e presidente del MIB Cristiano Borean. Noi abbiamo investito da molti anni nell'ambito del data science, dell'intelligenza artificiale. Questo è un altro tassello molto importante perché al di là degli investimenti specifici sulla disciplina ci apre lo sguardo rispetto a un aspetto fondamentale, cioè quello delle modalità di applicazione di questa tecnologia, che è una tecnologia del futuro, con una forte attenzione agli aspetti etici, all'utilizzo responsabile. Sappiamo tutti le preoccupazioni che sono legate anche rispetto all'utilizzo di uno strumento di tale potenza. Credo che dare anche questa parte di formazione e di ricerca ai nostri studenti sia un ulteriore valore aggiunto sia nel pre-laurea che nel post-laurea. L'accordo prevede da parte di Generali la copertura per 15 anni degli oneri per un ricercatore e del successivo inquadramento nel ruolo di professore universitario nel settore scientifico disciplinare Info 01 Informatica, reclutato all'esito della procedura selettiva indetta dall'università. Dopo la costituzione insieme ad altre realtà scientifiche del Friuli Venezia Giulia, del Data Science e Artificial Intelligence Institute, con l'obiettivo di svolgere ricerche di livello mondiale e favorire il trasferimento di conoscenze nell'ambito del machine learning e dell'intelligenza artificiale, Generali intende contribuire a fornire nuovi strumenti di ricerca e formazione per comprendere e affrontare le implicazioni sociali ed etiche connesse allo sviluppo e all'implementazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. Generali vede l'intelligenza artificiale come uno dei trend e delle sfide del prossimo futuro. Ci sono dei rischi ma anche delle opportunità e noi pensiamo che investire in ricerca e formazione in questo campo sia la cosa più importante da fare. In più con l'Università di Trieste abbiamo un rapporto
così come con tutta la città, molto consolidato, molto importante, che io credo sia vantaggioso, molto vantaggioso per entrambi. Allora, restiamo in ambito accademico. Petrillo riconfermata in aria, bis alla presidenza dell'ente, la nomina al parco scientifico. Poi diamo uno sguardo alla pagina di Gorizia del piccolo, ambulanze, appalto da 2,6 milioni, Isontino coperto da 7 mezzi privati. Ancora qui ci sono anche i commenti. Via libera all'installazione dell'obelisco in Casa Rossa, l'installazione sul piazzale transfrontaliero, affidata alla realizzazione di Golfarus, la società Plateam SRL di Milano. I lavori inizieranno nelle prossime settimane, costerà quasi 200.000 euro. Qui vediamo un rendering. Incendio di una cucina in un appartamento lungo via Trieste. Qui vediamo anche alcune immagini di intervento dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato poco prima delle 14 di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Vediamo appunto la cucina al terzo e ultimo piano della palazzina che è andata a fuoco, ma i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere l'incendio. Ancora andiamo avanti, sempre nelle pagine dell'Isontino, sulla pagina di Monfalcone, differenziata, parchi e poli d'aggregazione, le idee dei candidati su ambiente e giovani. Insomma, entra davvero nel vivo la campagna elettorale in questo primo giorno di aprile. Ricordiamo che si vota proprio fra 2 settimane. Allora, vediamo ora invece altre notizie sul Corriere della Sera. Notizie di cronaca, la lite, le urla, un giovane in fuga, Sara uccisa a coltellate in strada a Messina, la 21enne sui social, mi amo troppo per stare con chiunque, e caccia a un coetaneo. Sara Campanella, la 21enne uccisa ieri pomeriggio a Messina, la giovane è stata colpita con una coltellata alla gola mentre era per strada ed è ceduta subito dopo il ricovero al policlinico. A colpirla sarebbe stato un ex fidanzato ancora ricercato. Il precedente, lo stesso giorno 5 anni fa, esattamente il 31 marzo di 5 anni fa, veniva uccisa sempre nel messinese un'altra giovanissima donna, si chiamava Lorena 40 e strangolarla fu il suo fidanzato Antonio De Pace. Lorena aveva solo 27 anni. E qui c'è il caso di Trieste, anche sul Corriere della Sera, come dicevamo prima, ha avuto un grande risalto anche a livello nazionale. Assassinata in casa, fermata una donna, la pista dei soldi. Trieste, l'anziana viveva da sola, sospettata dell'omicidio una 58enne, le due si conoscevano. A dare l'allarme la figlia della vittima, da Roma la controllava con un sistema di telecamere. Il giallo, non è ancora chiaro cosa sia successo nell'appartamento, la ferita mortale alla gola. Noi abbiamo già rivisto appunto il servizio di Gianluca Paladin su questo brutale omicidio, ma rivediamolo insieme per ripercorrere insieme la vicenda appunto che ha tenuto tutti col fiato sospeso nel pomeriggio di ieri. Vediamo. Una donna di 89 anni è stata trovata senza vita qui a Trieste in via delle Beccherie al Civico 7. È stata trovata a terra con la gola tagliata. Sul posto i carabinieri della provincia di Trieste, ma anche la squadra scientifica della polizia per analizzare tutta la scena. L'allarme è scattato poco dopo le 13. Gli uomini delle forze dell'ordine insieme ai sanitari del 118 si sono precipitati sul posto, ma ormai non c'era nulla da fare e i medici hanno potuto solo constatare il decesso. Isabella Tregnaghi, il nome della vittima, una persona conosciuta a Trieste. Poco dopo il ritrovamento del cadavere, il presunto omicida è stato fermato. Si tratta di una donna di mezza età. La ricercata è stata identificata subito, forse proprio grazie all'impianto di videosorveglianza installato all'interno dell'appartamento al terzo piano della palazzina. Infatti la figlia dell'89enne, residente a Bologna, stava monitorando l'appartamento della madre attraverso il cellulare. La terribile scena, il corpo senza vita steso a terra, la vista sul cellulare. Contemporaneamente all'arrivo delle forze dell'ordine sul luogo del delitto, gli investigatori erano già sulle tracce della ricercata. La donna è stata fermata in via Bramante. Una vera e propria scena da film. 3 auto con personale in borghese a bordo inseguivano a sirene spiegate una Fiat Panda bianca. L'auto è stata circondata e bloccata al semaforo. I carabinieri hanno
puntato le pistole, costringendo la presunta responsabile del delitto, una donna triestina alta sulla cinquantina e con i capelli neri a caschetto, a scendere dal mezzo. Poi sono scattate le manette. Torniamo sul Corriere della Sera per un altro caso, un cold case ancora pare non risolto. Garlasco caccia ai DNA maschili, nominato il genetista del caso Iara. Milano, sì del GIP all'incidente probatorio, i test anche sui campioni mai analizzati prima. Qui vediamo Andrea Sempio accompagnato dalla sua avvocata Angela Taccia, qui la vittima Chiara Poggi e Alberto Stasi, che è stato condannato a 16 anni in appello per l'omicidio di Chiara. Assalti alla TAV, cade l'associazione a delinquere, 16 assolti. Torino, 18 condanne al processo contro i militanti di Askatasuna, ridimensionata la tesi dell'accusa. Allora andiamo ancora sui giornali e sul Piccolo, in particolare il Piccolo di Gorizia Monfalcone, per darvi conto che la linea marittima Trieste-Grado è ancora in stand-by a un passo dall'estate, è ancora fermo il bando a PT, nessuna notizia a praticamente un mese dall'apertura della stagione turistica dell'Isola d'Oro. Sappiamo apre di solito al 1° maggio. Dopo che il primo bando è andato deserto, la PT ha fatto una proroga fino al 20 di marzo, scegliendo la strada dei contatti diretti, procedura negoziata con possibili armatori interessati. I termini sono scaduti da una decina di giorni e non sono state annunciate, comunicate ancora novità. Vediamo anche il Barbana Day, chiama raccolta un'ottantina di persone tra scout e volontari, buona risposta all'iniziativa promossa per ripulire l'isola santuario, tra gli obiettivi gettare le basi di nuovi percorsi di turismo religioso. Andiamo a vedere ancora a Cormons, nasce un consorzio per il cicloturismo, negozi specializzati, associazioni e realtà ricettive in rete con il coordinamento comunale per lo sviluppo del settore. Ancora invece sul Piccolo, ma nella pagina delle culture, vediamo scontro e danni dal fumo, così morì Svevo. Nel 1928 lo scrittore rimane ferito in un incidente stradale, ma la causa fatale fu il suo stato complessivo di salute. Un podcast racconta i suoi ultimi giorni. Italo Svevo non si fidava delle automobili, la va di pianche, non la sa chi che la porta, diceva a chi era alla guida. D'altronde non era un futurista, non aveva il mito della velocità, preferiva il vecchio tramvai con il quale raggiungeva la sua villa alle pendici di Servola. Col senno del poi, il timore per le auto che inquietava lo scrittore sa molto di premonizione, visto che fu proprio un incidente in macchina a costargli la vita. Il 12 settembre del 1928 Svevo, in compagnia della moglie Livia e del nipote di 7 anni Paolo, stava viaggiando per tornare a Trieste dopo un soggiorno a Trento. In quell'anno le auto circolanti in Italia erano 142.000, una ogni 233 abitanti, molto poche. Si pensi che oggi il rapporto è un'auto ogni 1,6 abitanti, ma nonostante il balzo compiuto in poco tempo, l'auto restava ancora un lusso per ricchi. Sulle strade, complice l'assenza di un codice che regolamentasse il traffico, che entrerà in vigore solo nel 1933, regnava il caos e non mancavano gli incidenti che in quel 28 costarono un ritiro della patente a oltre 200 automobilisti, anche a causa della totale mancanza di norme di sicurezza con cui allora venivano costruite le auto. Davvero una ricostruzione, insomma, dell'epoca e dei fenomeni appunto dell'epoca da parte di Paolo Marcolin qui sul Piccolo, nelle pagine della cultura. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora con la nostra trasmissione Sveglia Trieste. Fra poco.
Bentornati in diretta 8:06 del mattino. Diamo subito il buongiorno al consigliere comunale Roberto Cason di Idea Giuliana. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ben arrivato qui alla nostra trasmissione del mattino, reduce da un consiglio comunale di ieri sera. Sì, non tanto lungo rispetto a altri, insomma era abbastanza tranquillo, un clima abbastanza disteso. Abbiamo approvato una variazione di bilancio di 32 milioni di euro, più che altro poste relative al Porto Vecchio, i lavori che verranno fatti sul terrapino di Barcola, una piccola parte sul tram di Opicina perché purtroppo il tram è nato disgraziato, nel senso che richiede sempre manutenzioni. E quindi era necessario insomma rimpolpare intervenire, fare ulteriori manutenzioni sul tram e altre varie poste di cui poi magari entreremo nel dettaglio, ma la comunicazione che ha così un po' oscurato all'inizio i lavori del Consiglio Comunale è stata questa del terribile omicidio che è accaduto a pochi passi. Devo dire che siamo rimasti sconcertati, siamo rimasti a bocca aperta. Il mio collega mi fa: visto cosa è successo, no? Mi fa vedere il telefonino, ho detto Madonna, ma è qua a 2 passi. Non abbiamo capito al momento, no? Cosa è successo, chi è questa signora, perché abbiamo visto anche la foto, siccome noi lavoriamo lì, insomma, vicino, ho detto magari la conosco, la conosciamo, invece no. Si vede che era una persona anziana, magari chiusa un pochino, no? Nella sua abitazione. E adesso ci stiamo chiedendo tutti quanti il perché di tutto questo, cioè perché è successo questo, perché è stata fermata una signora di 58 anni, non si capisce, poi non si sa se non ha precedenti, eccetera, perché... E non si sa nulla sul movente ancora, non si sa nulla, ma penso, visto che gli inquirenti stanno facendo sicuramente un buon lavoro, nelle prossime ore o già in giornata si saprà qualcosa di più. Proprio nella giornata in cui scadeva è successo insomma questo fatto, una coincidenza insomma, come la coincidenza del fatto che era l'ultimo giorno di lavoro del questore Ostuni, che va in pensione, quindi da oggi ci sarà un nuovo questore qui a Trieste, ma era l'ultimo giorno delle zone rosse, no? Quindi ultimo, io spero, collegandomi subito a questo argomento, che sia anche veramente l'ultimo, perché personalmente a me non piace innanzitutto la parola zona rossa. Questa ha portato un po' di scompiglio in vari settori, cioè tra la popolazione, perché non è un bel biglietto da visita avere una zona o più zone rosse nella nostra città, innanzitutto, specialmente nel momento in cui noi in primavera vediamo un flusso turistico importante. E quindi se i turisti vengono a Trieste, la prima cosa che si chiedono, una delle prime cose, è sicuramente quella relativa alla sicurezza, cioè Trieste è una città sicura. Io quando viaggio in una città d'Europa mi chiedo: vado a Madrid, vado a Barcellona, vado a Parigi, sono sicuro? È tranquilla la città? Mi devo guardare dietro, no, le spalle, ecco, allora... non è un bel biglietto da visita. No, non è un bel biglietto da visita. L'importante è che 2 fattori. Uno, le forze dell'ordine siano presenti. Chiaro. Quindi indipendentemente dall'istituzione o meno della zona rossa, cioè le forze dell'ordine devono essere presenti. Ci sono 3 forze di polizia locale, carabinieri, polizia di Stato, non dico guardia di finanza naturalmente perché non c'entra molto con questo, però ci sono le forze dell'ordine che siano più presenti sul territorio, specialmente nelle zone più a rischio, senza chiamarle più zona rossa. Non serve secondo me, cioè, si conoscono ormai le zone più a rischio. Insomma di uno stato di polizia, di uno stato di emergenza. Io dico, personalmente sono un po' allergico a questa parola, non mi piace la parola zona rossa, però si sta anche lavorando sul cosiddetto vigile di quartiere oppure controllo di vicinato, che sarebbe forse il termine più corretto. Più corretto, quindi controllo di controllo di vicinato che è previsto già dalla legge regionale, che alcuni comuni l'hanno già adottato nel loro regolamento comunale. Al lavoro delle forze dell'ordine. Non si può sostituire le forze dell'ordine, assolutamente, anche perché le forze dell'ordine sono addestrate, sono formate per lavorare sul territorio anche in situazioni critiche. Il cittadino non lo è.
e non si può pensare a fare giustizia privata naturalmente, Chiaro, perché dobbiamo dirlo questo. Allora, se invece si può istituire un controllo di vicinato, ripeto che è già previsto dalla legge regionale, con chiaramente un protocollo d'intesa tra prefettura, questura, anche la parte politica sicuramente, e i rioni, utilizzando tutte le tecnologie a disposizione, perché ricordava giustamente il questore uscente, l'ex questore ormai, che in alcuni comuni d'Italia hanno già adottato questo metodo e funziona mediante chat, ad esempio, composte da diversi cittadini per rioni, dove vi è un rappresentante che gira ogni tot mesi, ecco, per evitare anche che vi siano responsabilità in capo ad un'unica persona. Quindi si può organizzare questo, è un controllo di vicinato dove il cittadino segnala in modo molto veloce, tempestivo, utilizzando un unico mezzo per evitare confusione, alle forze dell'ordine un determinato comportamento. Chiaro. Intanto si può iniziare da questo, però va detto che dovremmo cioè regolamentarlo all'interno del regolamento attuale di polizia. Ci manca solo un passaggio. Integrato questo passaggio. Sì, il controllo di vicinato deve essere integrato nel regolamento di polizia, deve essere adottato dal Consiglio Comunale, quindi io sarò il primo a votarlo qualora assolutamente dovesse essere intrapresa questa iniziativa. E spero vivamente che lo sia. Ecco. Il vigile di quartiere è un'altra cosa. È un altro strumento sì, però siccome che c'era già in abbiamo passato, abbiamo già i poliziotti, abbiamo già gli agenti di polizia, insomma io direi rafforziamo quelli e adottiamo questa forma innovativa che dovrebbe essere anche forse un po' naturale. Chiaro, perché è un nostro dovere, senso civico, dobbiamo segnalare comportamenti anomali chiaramente, però conoscendo quali sono i mezzi per poterlo fare. E quindi avendo un po' tutto regolamentato, ecco, esatto. in questo caso. Ci deve essere un protocollo, ci deve essere la parte, come dire, le risorse, chiaramente le persone che compongono appunto questi gruppi, non un cittadino qualunque, ma un minimo di informazione deve essere fatta su questo, e quindi io penso che si possa lavorare tutti assieme. Assieme alle forze dell'ordine, ma non sostituendoci assolutamente alle forze dell'ordine. Chiarissimo. Allora, sulle zone rosse c'è la vignetta che è arrivata proprio da Marco Englaro. La zona rossa si è scaduta, ieri di consumarla entro ieri sera. Beh, è carina, grazie. Effettivamente è scaduta ieri, adesso si valuterà se ripristinarla o meno, se rinnovarla o meno. Personalmente io non sono d'accordo. Il nostro ospite è contrario, insomma, ha espresso nettamente questa non fa bene al opinione. Turismo, non fa bene, ne abbiamo discusso mi pare proprio qui. C'è anche l'aspetto dei locali, delle locali, gli esercizi, il settore immobiliare ne risente chiaramente, perché uno prima di prendere in affitto oppure acquistare un'abitazione in queste zone si chiede: ma sono in zona rossa o sono in zona bianca? No? Infatti, perché se sono in zona rossa io non vado a comprare un'abitazione in zona rossa. Un appartamento, una casa, no? Sì, non serve. Potrebbe anche essere così un provvedimento che fa diminuire il valore degli immobili, ma anche limitare l'orario dei pubblici esercizi, tutto questo non giova all'economia triestina assolutamente. E al turismo sono in particolare. Atti dovuti sicuramente, come l'ordinanza del sindaco, che poi è stata revocata o comunque ha avuto un termine prima della scadenza, mi sembra appunto della zona rossa. Però non sono queste le misure, bisogna utilizzare delle misure deterrenti, cioè queste persone devono, il senso è questo, devono uscire, devono allontanarsi da questi rioni, allontanarsi dalla nostra città, perché se pensano di trovare zona fertile, un terreno fertile nella nostra città, hanno sbagliato. Questo va sottolineato. Allora, abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Buongiorno. Allora, io per il consigliere Cason avrei una domanda che fa riferimento alla eventuale priorità di rifare la Piazza Unità, con un costo credo anche notevole,
con un dispendio di risorse del comune anche temporale, perché credo che i lavori si protrarranno almeno per qualche mese se non per un anno. Sì. Credo se questa sia una priorità, oppure visti i problemi che ha la città di Trieste di tutti i generi, oppure se sia quasi un regalo fatto al sindaco di Piazza, che ovviamente terminerà il proprio mandato e che magari si consolerà non vedendo rifatta, non vedendo appunto la luce della cabinovia, e che si consolerà con una piazza rifatta quando i problemi di Trieste sono ben altri. Ecco, volevo capire un po' qual è il suo pensiero al riguardo. Io con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Buona giornata a lei, Diego, grazie. Allora, Piazza Unità è priorità o no? Allora, innanzitutto non possiamo paragonare la Piazza Unità alla realizzazione della cabinovia. Sono due cose completamente diverse, sono due assi finanziari magari diversi completamente, quindi diciamo che allora, personalmente per me non è una priorità in questo momento, nel momento in cui abbiamo dei cantieri in corso importantissimi, quelli appunto del Porto Vecchio. Certo, c'è una conferenza dei servizi che si deve riunire per andare a gara, quindi ci sarà una gara internazionale e quella secondo me è la carta, diciamo, che anche politicamente abbiamo voluto, tra virgolette, passatemi il termine, giocare, ma non è un gioco questo assolutamente, perché riteniamo che sia uno degli interventi più importanti della nostra storia, almeno degli ultimi anni, degli ultimi 100 anni. Chiaro, quindi... E puntiamo tutto chiaramente sul Porto Vecchio. Chiaro che la Piazza Unità necessita di interventi, peccato perché, ricordo, tanti anni fa sono stati asportati i vecchi Masegni, sono stati trasferiti nel Porto Vecchio, ci sono ancora mi pare, sì, ecco, qualcosa c'è. E è stata riqualificata e poi ci ritroviamo in questa situazione dove vediamo appunto la pavimentazione che si sgretola. Allora siamo andati avanti fino ad ora con dei rattoppi. Questo non va bene sicuramente perché si vede che probabilmente il terreno si muove, comunque siamo vicini al mare, ci sono dei movimenti della terra e questo porta sicuramente, il freddo, il caldo, anche intemperie eccetera, e questo porta sicuramente a... Però io dico, se fosse stato utilizzato un altro materiale quella volta, forse non ci saremmo trovati oggi in questa situazione. Certo. Forse, questo non lo so, a rifare completamente la pavimentazione. Allora, si potrebbe andare forse avanti ancora un pochino con i rattoppi, quello che a me piacerebbe sinceramente, personalmente, ma anche per il turismo, vedere la fontana dei quattro continenti. Zampillare. Esatto, Zampillare, ecco. Ben illuminata, lo dico chiaramente, Zampillare con tanta acqua, tutta illuminata, io me la immagino così. Adesso Sarebbe nei miei sogni, ma spero di non da vederla poco. presto. Sì, ma c'era già comunque uno studio di fattibilità, un progetto, quindi si sta lavorando anche su questo. Come si stava lavorando su un'altra fontana, io presentai una mozione nella scorsa consigliatura, la fontana del Giovanin, in piazza Ponte Rosso, che vorrei vederla anche insomma restaurata al più presto. Anzi, tirerò fuori la vecchia mozione e magari la ripresento. Perché c'era comunque un bando, la Cegas doveva intervenire, poi non si sa cosa è successo, ma lo verificheremo. Quindi non è una priorità, cioè ci sono tante priorità a Trieste, sicuramente su cui non il sindaco, tutta la maggioranza ci tiene a portare a termine. Se non sarà possibile portare a termine entro il 2027, entro la scadenza del mandato, pazienza, si vede che la consigliatura e il sindaco successivo porterà avanti tutte queste opere che noi abbiamo avviato, innumerevoli opere, a scapito di quello che sta dicendo l'opposizione, ecco, perché vorrei smentire, anche ieri sera ho sentito non avete fatto niente, ma ci sono solo cantieri, in città non abbiamo fatto niente, cioè non la raccontano giusta proprio, ma lasciamo stare, e quindi semplicemente passare poi il timone a colui che dovrà poi governare la città con tutte queste opere già in corso, perché lo saranno d'altra parte nel 2027, cioè vediamo il Porto Vecchio non è che terminerà in 2 anni, no? Entro la fine del mandato. Ci sarà comunque... Dovrà esserci continuità,
Ecco, questo continuità con quelli con quindi, l'amministrazione che verrà non si dopo. possono fare comparazioni tra Cabinovia, che è una cosa, con altre opere. Con altre opere che hanno bisogno anche di una tempistica. Certo, la Cabinovia diversa, però si lega sempre all'argomento turismo, Vecchio, all'argomento traffico, anche se qualcuno poi mi riprende e dice ma non è stata pensata per uso turistico ma di mobilità urbana sostenibile. Certo, sicuramente, però è chiaro che la usano anche i turisti, no? Una cosa non esclude l'altra, insomma. Infatti, no? bello sarebbe, lo ripeto ogni volta anche qui in trasmissione, portarla a Montegrisa. Abbiamo presentato una mozione anche su questo, si sta facendo uno studio di fattibilità per una deviazione, costa, perché chiaramente tutto costa, non devono, i cittadini non devono assolutamente risentirne di tutto ciò, perché i soldi dovranno arrivare, prima erano il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Resilienza, ora sono del Ministero proprio, no? Adesso invece sono ministeriali e quindi forse prima eravamo vincolati e adesso non lo siamo e potremmo portare qualche variazione? Ecco, di questo magari ne parleremo e lo verificheremo. Però priorità a Trieste, tutto è prioritario, cioè qualsiasi cosa se richiede manutenzione, richiede attenzione, anche i servizi sociali sono prioritari allora. Ecco, dove e la spesa insomma è la maggiore. È no? una delle maggiori spese di bilancio. Di bilancio, una voce davvero importante, consistente del bilancio comunale. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, guardi come ha detto il signor Cason, ha detto un attimo fa, a raccontarla giusta e soprattutto a non raccontarla giusta e soprattutto la politica qua a Trieste. Guardi, le voglio giusto leggere due parole che ha detto l'ex presidente del Porto Zeno D'Agostino circa un mese fa, che era qua a Trieste. E quello che c'è da fare per D'Agostino è chiaro, far lavorare le persone, soprattutto in un periodo funestato dalle crisi industriali. In passato, io aggiungo anche nel presente, la soluzione è spesso arrivata dal porto, ha concluso l'ex presidente, convinto che il Porto Franco internazionale arriverà per forza. Siamo in un periodo in cui c'è bisogno di spazi franchi. Allora dico io, a questa politica, soprattutto nostrana, che non la racconta giusta, perché non tiriamo fuori il trattato di pace e leggiamo gli allegati? È legge della Repubblica Italiana, voi state violando la legge e siete omertosi. È una cosa, guardi, è una cosa da non credere. Allora, dice siete omertosi, dice il signor Fulvio. Va bene, grazie, buona giornata. Allora, non so chi si riferisce, il telespettatore, dice tutti i politici in generale. Io sono un politico, sono eletto nel Consiglio Comunale di Trieste, mi sembra di non esserlo mai stato, perché ho sempre risposto dicendo che il Porto Franco esiste, il TLT non esiste, ma il Porto Franco esiste, c'è l'allegato ottavo. Quello che ha detto D'Agostino. Ogni volta ci dicono sì, dovete studiare voi politici l'allegato ottavo, il trattato di pace, ma voi pensate che noi non lo studiamo, non lo conosciamo, veramente pensate questo? Cioè, allora perché ci avete eletto? No, cioè una persona non verrebbe eletta dai cittadini se non conoscesse un pochino la storia, diciamo, di Trieste. Cioè è chiaro che lo conosciamo, il trattato di pace e l'allegato ottavo. L'allegato ottavo prevede semplicemente, non è proprio semplicemente, ma è in particolare perché è uno strumento, in modo semplice. Ecco, che non si paghino praticamente dazi, accise, IVA all'interno del porto franco di Trieste, perché tutto Porto Franco, e ci sono anche i punti franchi, perché tutti i punti franchi compongono il Porto Franco di Trieste. Allora su questo forse il telespettatore può avere ragione, lavoriamoci assieme. Cerchiamo di allestire nuovi punti franchi, va bene, o allarghiamo magari quelli esistenti in modo da attrarre industrie, attrarre produzione per quindi consentire agli imprenditori di evitare di pagare l'IVA nel momento in cui le lavorazioni devono essere effettuate all'interno del Porto Franco. Ecco, allora lavoriamoci assieme, ma se noi pensiamo di avere una città franca, bello sarebbe, sicuramente, ma poi chi ci mantiene? Perché se i soldi è vero che ci arrivano dalla regione,
per quanto riguarda i decimi, ad esempio, dell'IVA, è previsto dallo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, esatto. questo. E arrivano dallo Stato, ci abbandonerebbero tutti, perché se siamo indipendenti dobbiamo anche autosostenerci economicamente. E io spero che veramente non ci siano più dubbi dopo questa risposta che ho dato. Come faremmo noi a sostenerci in questo momento? Se a malapena ci sosteniamo con i soldi, dico malapena ma ci sosteniamo, con i trasferimenti statali e regionali? Ecco, anche perché, lo ribadisco ancora una volta, le spese che il Comune sostiene, le sostiene non perché i cittadini triestini intervengono con le proprie tasche, a parte la Tari, che è la tassa sulle immondizie, dove va a pareggio, è una posta di giro perché i soldi entrano e i soldi escono e vanno alla Cegas. Ecco. Però per tutto il resto noi ci sosteniamo con risorse regionali e statali, questo va detto. Non potremo più avere questo tipo di agevolazioni, di risorse, no? ecco, Chiaro, qualora fossimo indipendenti. Quindi Portofranco va benissimo, continuiamo così, lavoriamo ancora sui punti franchi, va bene, questo mi trovo assolutamente d'accordo, ma non si può lavorare su altro. E questa è la risposta, insomma, che probabilmente non so se piacerà al signor Fuglio, ma comunque è la risposta del nostro ospite. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Una domanda al nostro ospite, non so se può avere la risposta, ma così in generale, visto che è nel comune. Per via degli assalti e delle, diciamo così, delle violenze che vengono fatte agli ospedali, che vengono fatte sugli autisti degli autobus, eccetera, si potrebbe far sì che questi che svolgono un lavoro pubblico diventino dei pubblici ufficiali, come la polizia e come i vigili urbani, dove se questi assaltano la prima cosa che viene fatta è appunto una resistenza pubblico ufficiale e viene mandato subito in galera per direttissima, cioè far sì che queste persone che svolgono un lavoro pubblico e diciamo anche conducenti degli autobus. Sì, conducenti degli autobus, ma credo anche i sanitari, ad esempio negli ospedali. Tutti i sanitari, conducenti, quelli delle ferrovie, cioè quelli che vengono assaliti adesso perché chiede il biglietto. Sono nel mirino, certo. Che vengono posti come pubblici ufficiali. Sì. In questa maniera sappiamo che la società li protegge, perché a questo punto sono veramente delle vittime vulnerabili. Cioè io mi alzo, vado a chiedere il biglietto a un X, che non sia migrante, insomma quello che è, mi dice che non ce l'ha e non gli posso fare la multa, invece almeno così c'è mettere poi sugli autobus o dove si serve, se state lavorando con dei pubblici ufficiali. Questo dovrebbe coprire, almeno arginare questa violenza. Ultimo punto, rimpatrio, cioè quelli che vengono in Italia, che devono essere mandati, rimpatrio in Albania, non deportazione, rimpatrio, via, subito, finito, senza aspettare troppo. Ecco, grazie, buongiorno. Grazie a lei Giuseppe. Allora, il primo argomento è molto interessante e molto delicato anche. Per quanto riguarda i conducenti dell'autobus, si è lavorato molto all'interno di Trieste Trasporti, ne conosco alcuni di conducenti che possono testimoniare, ma hanno testimoniato appunto questo nuovo metodo, diciamo loro, di lavoro, che consiste innanzitutto nel non intervenire più, nel non uscire, è un protocollo questo, dalla loro cabina. Quindi non dovrebbero essere più aggredibili. Il deterrente della telecamera in ogni autobus è servito tantissimo perché sono diminuiti sensibilmente gli episodi di violenza all'interno degli autobus. Perché? Perché anche questo crea un deterrente. È vero. Cioè la presenza della telecamera chiaramente evita appunto determinati comportamenti. Quindi in questo momento mi dicono, da quello che ne so almeno, che la situazione all'interno degli autobus è abbastanza sotto controllo. Poi chiaramente ci potrà essere sempre un evento, un fatto circoscritto, può succedere di tutto, però in via generale i conducenti in questo momento si sentono più tranquilli, non intervengono, protetti, e sono collegati direttamente con la Trieste Trasporti, la quale è collegata sempre via telematica con le forze dell'ordine
in tempo reale. Quindi in questo caso la tecnologia ci aiuta. Aiuta tantissimo, la tecnologia, le telecamere, l'intelligenza artificiale, tutto questo sicuramente aiuta e su questo noi dovremmo proseguire. Anche proseguendo col discorso delle zone rosse, chiaramente più telecamere, più illuminazione, tutto questo crea un deterrente. Cioè dobbiamo un po' allontanare queste persone, non creare terreno fertile, ma creare, diciamo, un territorio controllato, un territorio in cui non si può fare quello che si vuole. Ecco. E su questo, insomma, per i conducenti penso di aver risposto. Insomma, la situazione mi sembra in questo momento buona. Per quanto riguarda invece gli operatori sanitari, è vero, sono a rischio. Perché? Perché sono a contatto con le persone. Lì non ci sono cabine tipo quella del conducente dell'autobus. È molto in crescita, no? Il fenomeno appunto, certo. E quindi bisogna anche qui lavorare con tanta formazione, tanta sensibilità, informazione, educazione e altro, insomma, non vorrei fermarmi perché vedo... Ecco, c'è il nostro Gianluca Paladin che si sta collegando, credo da Via della Cereria in centro, in pieno centro a Trieste. Allora, buongiorno Gianluca, a te la linea per una ripresa dell'omicidio, del brutale omicidio di ieri in pieno centro città. Ciao Laura, sì, siamo in Via della Cereria, luogo dove abita la presunta assassina accusata di omicidio volontario per la morte di Isabella Tregnaghi, 89 anni. L'appartamento al civico 4 di Via della Cereria è stato posto sotto sequestro e ovviamente si stanno ancora cercando tutti i dettagli che possono aiutare gli inquirenti a risalire alle, come dire, con precisione ai motivi anche di questo delitto, di questo gesto, delitto che è successo intorno alle 13 di ieri, come ben sappiamo, l'hai raccontato anche tu, rimarcando la situazione, come abbiamo i nostri servizi, ma anche la rassegna stampa di stamattina. Una donna di 89 anni trovata morta con la gola tagliata nel suo appartamento di Via delle Beccherie 7 e stanno indagando i carabinieri, che pare siano ancora alla ricerca tra l'altro dell'arma del delitto, perché dopo l'omicidio di ieri i carabinieri hanno arrestato appunto l'accusata che era in fuga, però hanno anche cercato e trovato vestiti insanguinati nei pressi dell'appartamento, ma stanno ancora cercando l'arma del delitto. In ogni modo questo appartamento e anche quello della vittima è in questo momento sotto sequestro in attesa appunto del termine di tutti i rilievi per quanto concerne questo brutale omicidio che ha lasciato esterrefatto anche il centro città, la zona dove abita Isabella Tregnaghi, che è stata vista, pensate, dalla figlia, come abbiamo appena detto, fuori, che non abita a Trieste, ma attraverso il cellulare, attraverso l'impianto di videosorveglianza è riuscita a vedere quello che era appena successo, monitorando la casa della madre. Una storia tragica, quella che stiamo raccontando da ieri su Tele4, purtroppo appunto vede vittima questa donna 89enne, descritta tra l'altro come una persona riservata, che non avrebbe aperto la porta a uno sconosciuto, nemmeno il postino, quindi si è aperto tutto il tema, Laura, se magari la vittima conosceva il proprio aggressore, perché questo gesto, perché questa intrusione in casa, perché questa morte. Sono le domande a cui cercano di rispondere gli inquirenti. Varie piste in questo momento sono aperte, è chiaro che bisogna far luce con precisione sui moventi che hanno portato a questa morte e ovviamente su tutto ciò che ne deriverà. La donna è accusata, tra l'altro triestina, 58enne, è accusata di omicidio volontario. In questo momento, come sappiamo, si trova in carcere. Ci spostiamo, Laura, invece per andare nel luogo del delitto, in Via delle Beccherie 7, perché Isabella era una persona conosciuta, magari riusciamo anche a tracciare un suo profilo, un suo ricordo da coloro che lei frequentava, quindi ti ricedo la linea, ma la riprenderemo più tardi. A te. Va bene, grazie a Gianluca Paladin. Noi riprendiamo la linea per darla subito alla pubblicità, perché dobbiamo fare una piccola pausa. A fra pochissimo. C'è una telefonata.
Bentornati in diretta, allora 8:39 del mattino, siamo sempre in compagnia di Roberto Cason, consigliere comunale di Idea Giuliana, e abbiamo una telefonata in arrivo, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, un saluto a lei, la redazione, al gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno a lei. Allora, io intervengo perché sentendo parlare il gentile ospite, come politico, lui mi ricorda un usciere impiegato statale degli anni 60 in un periodo di Ferragosto. C'è questa spasmodica dipendenza da parte di questa classe politica dei finanziamenti romani, è una palese dimostrazione dell'incapacità di questa classe politica di far emergere la parte buona economica di Trieste. Voglio ricordare a Cason, giusto così che forse si è distratto un attimo, che prima che voi rubaste alla città il porto Francovecchio, ora Porto Morto, praticamente quell'area là di 66 ettari, praticamente dava da mangiare a 12.000 famiglie, ripeto 12.000 famiglie. Sì. Storia. È storia, Prego? sì, è vero, è storia, dice il nostro ospite, giustamente. E questa è storia. Adesso con il Porto Morto c'è solo da mangiare a tutta una pletora di appalti, appaltini, appaltoni, eccetera, eccetera, e basta. E questo è un dato di fatto. Poi per quanto riguarda il discorso del Porto Franco, della zona del TLT di Trieste, allora chi l'ha deciso che il TLT non è ancora esistente? L'ha deciso lei? L'ha deciso la magistratura italiana nell'ambito del trust italiano, però se lei si prendesse la briga di andare alle Nazioni Unite, vedrà che purtroppo a lei che non si dica è un dato. Ma c'è già di fatto provato qualcun altro comunque ad andare alle Nazioni Unite, no? C'è ancora scritto che esiste, Esiste. Poi volevo dire che tutta questa realtà di Trieste, allora a me non interessa zona franca o non zona franca, TLT o non TLT, a me interessa che ci sia una classe politica, come si dice, competente e che faccia da volano per l'economia cittadina. Alle condizioni attuali, e ho qua davanti a me il bollettino dell'Istat, dati ufficiali, il 23,10% della popolazione italiana è stato di indigenza, fonti Istat. A Trieste in aumento, tra l'altro, confronto il 2024 in aumento. A Trieste il 36, quasi il 36-38% della popolazione di Trieste è in stato di povertà. Forse c'è il caso da rivedere questa politica da usciere degli anni 60. Usciere degli anni 60. Ma sono io l'usciere degli anni 70? Sì, mi ha definito usciere degli anni 70. Perché lei le spara grosse come politico, le sparo grosse. Che tutti gli altri sono deficienti. Certo. Allora, uscire degli anni 70 io proprio non mi ritrovo in questa veste, nel senso che mi sembra di essere anzi abbastanza aperto, innovativo, studiare, perché bisogna sempre studiare, lo dico sempre a tutti, anche ai miei colleghi, bisogna sempre studiare, io penso di essere uno che studia, no? Esatto, sempre aggiornati, e quindi non accetto assolutamente di essere paragonato ad un usciere degli anni 70 anche assolutamente, perché, usciere statale mi sembra addirittura. Sì. Ancora, quindi. Ecco, comunque non ha seguito un filo logico questo telespettatore, nel senso che non si è capito, almeno per quanto riguarda la prima parte. La seconda parte anche ci stava, no? Il fatto dei dati Istat sulla povertà. Ma va bene, ci stava anche il fatto che noi dovremmo fare volano economico, stiamo cercando di farlo, sicuramente su questo anche mi trovo d'accordo, ma sulla prima parte dove io lo dichiaro pubblicamente questo, il TLT non esiste, esiste un Porto Franco sul quale, l'ho detto prima, dobbiamo sicuramente concentrarci maggiormente, creando e estendo maggiori punti franchi anche per attrarre nuovi imprenditori a Trieste, quindi far girare l'economia, quello che diceva appunto alla fine questo telespettatore. Quindi io penso che non siamo proprio sprovveduti come politici, va bene? Io tra l'altro sono anche un professionista che tocco con mano l'economia triestina, quindi non mi può dire questo assolutamente, perché le norme un po' giuridiche e tributarie le conosco. Un po' il suo pane quotidiano. Esatto, quindi non può permettersi il telespettatore di dire questo assolutamente. Però, quindi spedisco il mittente, ma sul fatto che bisogna comunque lavorare
per attrarre capitali, investimenti nella nostra città, sì, perché manca. Allora, c'è la mail del signor Claudio Visintin. Buona giornata dottoressa Laura, l'amico consigliere Cason, sono Claudio Buongiorno. Visintin. Ho letto sul Piccolo che con una mozione, adesso Trieste, Riccardo Laterza diceva in un decennio di operatività la centrale unica delle emergenze di Palmanova ha mostrato tutti i suoi limiti, con difficoltà a localizzare le persone e ritardi nell'arrivo dei soccorsi, tanto gli operatori sanitari quanto la cittadinanza, con 7.500 firme raccolte dal sindacato FIALS di Fabio Potocnik, chiedono da tempo la costituzione di una centrale al servizio dell'area giuliana. La mozione che richiedeva al sindaco di farsi portatore di questa richiesta in regione purtroppo è stata bocciata a maggioranza. Mi dispiace, sarebbe stata una cosa buona e giusta, dice il signor Claudio Visintin, che da anni si batte giustamente per questa realizzazione. No? Allora, innanzitutto va detto che la mozione presentata dal consigliere di opposizione risale al 2022, se non sbaglio, quindi 3 anni fa. Mi pare di sì. O 21, 22, no, 22. È datata sicuramente e fa specie il fatto che dopo tutti gli interventi che stiamo facendo si dedichi un quarto, un terzo, non so, un quarto di facciata, va bene, di giornale per una mozione di 3 anni fa presentata da questo consigliere. Cioè, allora, tutto quello che stiamo facendo non appare, presenta una mozione, illustra una mozione che poi è stata rigettata, è stata comunque, non è stata votata dal Consiglio, cioè è stata votata contrariamente, quindi è stato espresso voto contrario, ma è una richiesta che innanzitutto deve prevedere uno studio, statistiche e capire se è vero che la centrale oggi, a distanza di anni, quella di Palmanova, non funziona oppure non offre un servizio immediato come dovrebbe essere. A me questo non risulta. A me in questo momento non risulta, non ricevo segnalazioni, non sento nessuna notizia in cui si dice che la centrale unica non sta funzionando. All'inizio probabilmente c'è stato qualche disservizio, qualche collegamento, forse era un po' in rodaggio, ricordiamo, no? Naturalmente questo, ma oggi non ho nessun segnale negativo sulla centrale unica, quindi mi sembra stia funzionando bene. Accentrare questo servizio nell'area giuliana, sì, ma perché? Cioè, dobbiamo un attimo capire questo, si potrebbe fare una commissione, si potrebbe fare una riunione su questo, perché io non ho ricevuto segnali negativi da questo funzionamento, insomma, della centrale unica. Allora, una telefonata, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo ritornare sul discorso porto. Sì. Le indicazioni che ha dato l'ospite sul discorso del fatto che la città avrebbe le risorse necessarie per sostenersi, mi pare che è deficitario di un aspetto. Lui ha solo messo in evidenza i costi che la città deve coprire, però è una partita doppia, cioè Trieste versa allo Stato un sacco di soldi proprio delle attività portuali e questi soldi evidentemente devono essere messi a confronto con le proprie spese e mi pare che alcuni anni fa è stato fatto uno studio proprio su questo discorso e questo studio ha evidenziato che le risorse del porto che vanno a Roma sono notevolmente superiori alle spese della città. Questo è il primo punto. Il secondo punto che volevo mettere in discussione è questo. Nessuno mi ha chiarito. Nella situazione attuale che dovremmo vivere con i dazi introdotti dagli Stati Uniti, il porto di Trieste dovrebbe avere delle caratteristiche, però questo appunto qualcuno vorrei che mi chiarisse. Le merci che entrano nel porto libero perdono la nazionalità e anche quelle che escono perdono la nazionalità, per cui per esempio
se merci italiane dovrebbero andare negli Stati Uniti e se potrebbero passare per il porto di Trieste, praticamente perderebbero la fonte di partenza, perché partirebbero da uno Stato fuori da quelle che erano le prescrizioni imposte dagli Stati Uniti. Ecco, volevo un chiarimento su questo. Un chiarimento su questo, sul fatto. Grazie, buongiorno. Allora, sono cose innanzitutto molto tecniche e giuridiche, Esatto, e forse non è questa la sede infatti per bisognerebbe discuterne. approfondirle, no? Posso È chiaro. soltanto rispondere però per quanto riguarda il sostentamento, le entrate statali e regionali, che queste, se parliamo di traffici del porto, due sono essenzialmente le imposte, cioè i dazi Chiaro? che vanno all'Unione Europea, e l'Unione Europea si sostiene proprio su questo pilastro. Uno dei pilastri che sostiene l'Unione Europea sono proprio i dazi che provengono dagli Stati membri. Due, l'IVA che, come dicevo prima, ritorna in decimi alla regione Friuli Venezia Giulia per essere poi distribuita sul territorio regionale. Io altro non ho a dire. Cioè, questo è, se vogliamo togliere tutto, eliminare tutto questo meccanismo, io penso non sia nemmeno legale, perché la nostra Costituzione non ce lo permetterebbe. Cioè noi siamo in Italia, il Friuli Venezia Giulia, la nostra regione, si trova all'interno del territorio italiano, e chiaramente tutto questo è previsto dalla nostra Costituzione. Come potremmo uscire da questo? Allora significherebbe uscire completamente dall'Italia, dall'Europa, autosostenerci, sì, ma io non la vedo bene, primo, ma secondo non ci sono i presupposti giuridici per farlo. Ecco, la base proprio. La base non giuridica. c'è, e posso dire ancora non c'è la parte politica, ma da nessuna parte, secondo me, perché nessuno vorrebbe, né la sinistra, centrosinistra, né centrodestra, vorrebbe quello che stanno chiedendo i 2, 3, 4 telespettatori che stanno chiamando per in qualche modo farci capire che quella sarebbe la direzione. Chiaro. Io rispondo che non è questa la direzione, non siamo d'accordo, però sono sempre aperto al dialogo, nel senso che quando se telefonano qua e io rispondo, potremmo anche confrontarci, e io sono aperto pubblicamente su questo, non mi sottraggo. Siccome i telespettatori di prima ha affermato che noi siamo omertosi, che tutti i politici, non io in particolare, però tutti, ecco, io in particolare invece ci metto la faccia e tranquillamente, se hanno il mio numero di telefono, tutti quanti mi trovano sui social, Roberto Cason lo conoscono a Trieste, quindi mi contattate e ci confrontiamo pubblicamente. Allora, c'è un'altra telefonata in arrivo, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Signori, triestini e friulani. Buongiorno. Questa telefonata è forzata, non dovevo, però è dovuta perché tante volte noi diciamo delle cose e vediamo che le cose vanno sempre peggio, sempre peggio. E la dottoressa sa su cosa batto io sul metal detector che non viene usato in piazza, però nella risiera è stato usato. Allora chi è che frena? Poi dopo un'altra cosa, perché il signor Cason se la prende? Non deve prendere, no, non me la prendo, io ci mancherebbe. A seguito di queste cose non me la prendo, scappano le madonne. Non me la prendo, scappano le madonne tante volte. No, però devo rispondere. Non si riesce a combinarne una al giorno. In quanti siete? Siete in maggioranza al governo, siete in maggioranza alla regione, in comune, eccetera, siete in maggioranza, ma non so, e non una al giorno di mettere a posto. Niente da fare, niente, solo parole. Allora, il signor Franco da Udine vuol sapere, vediamo se le risponde il consigliere Cason, vuole sapere perché non vengono adottati i metal detector nelle piazze, nelle zone rosse, ma prima io ho già risposto diverse volte su questo, rispondo nuovamente. Le zone rosse, sì, io sono favorevole all'uso del metal detector, anche perché è uno strumento che
può essere efficace, non è invasivo, assolutamente, perché non vedo, no, infatti, non è uno strumento che in qualche modo può invadere la privacy magari della persona. È chiaro che se qualcuno dovesse possedere un coltello, un'arma differente con metal detector, senza perquisizione si potrebbe individuare subito, no? Se quest'arma è addosso all'individuo, quindi secondo me sì, questa potrebbe essere una buona soluzione. Non è la soluzione, ma è però un fattore adottare, da mettere a sistema, sicuramente. Sarebbe anche meno questo. impattante dell'istituzione Sì, delle ma zone rosse perché di cui no? parlava Poi prima, bisogna vedere un attimino anche i costi. No, ma allora io ripeto, le zone rosse magari qualcuno non ha visto la parte iniziale, lo ripeto adesso, io personalmente sono contrario all'istituzione delle zone rosse purché venga presidiato il territorio da parte delle forze dell'ordine costantemente, chiaro, in modo da far un po' evacuare, no? Queste persone e allontanarle un po'. Perché è chiaro che se vedono le forze dell'ordine presenti in Largo Barriera, in piazza Goldoni, no, via Sette Fontane, piazza Perugino, eccetera, insomma, non è che vanno a fare, no? Si sa, insomma, quali sono un po' le aree. Esatto, però quella del metal detector sicuramente come dotazione in capo agli agenti di polizia, parlo tutti, sicuramente polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, potrebbe essere sicuramente, io penso che in qualche città viene anche utilizzato, non lo so, lo utilizzano i cosiddetti buttafuori, no? Ecco, fuori dalle sale da ballo, magari esercizi pubblici, eccetera, in alcune città. Ad esempio, no? Quindi per evitare che insomma, qualcuno entri poi con non un'arma so da esattamente taglia, se no? può essere legale o no, nel senso se è necessaria una norma specifica, va bene, anche all'interno del nostro regolamento di polizia locale per l'utilizzo di questo strumento. Ecco, ma questo è da verificare. Da verificare, però secondo me potrebbe essere. Si potrebbe adottare. Sì. Invece torna sulla questione vigili di quartiere, il signor Vadim dice buongiorno, i recenti sondaggi mostrano come la figura del vigile di quartiere sia vista come importante e necessaria della cittadinanza. Mi domando perché i partiti di destra non sembrano essere in favore di questa misura che aumenterebbe sicuramente la percezione della sicurezza nei cittadini, dice Vadim. Allora, ritorno un attimo su quello che ho detto prima, innanzitutto tutto il centrodestra, almeno a livello comunale, quello che conosco io, è favorevole all'istituzione del vigile di quartiere, però siccome abbiamo una norma specifica regionale che ci permette, integrando il nostro regolamento di polizia locale, di avere il cosiddetto controllo di vicinato, che potrebbe essere un inizio, ecco, potremmo iniziare da quello intanto. Chiaro. Un controllo di vicinato ben strutturato, con tanto di informazione e formazione dei cittadini che lo compongono, collegati alle forze dell'ordine, senza intervenire, come è stato più volte ribadito. Chiarissimo, quindi questo insomma, io su questo sono favorevole, anzi ben venga se riuscissimo ad adottarlo e anzi entro tempi brevi questo regolamento potrebbe andare bene. Ecco, però il vigile di quartiere è un'altra cosa. No? Torniamo, Cason, al Consiglio Comunale di ieri sera, perché ci sono state importanti variazioni di bilancio, no? Quindi 1 milione per Sant'Antonio, titola il giornale, tra le varie poste, no? Anche questo è stato molto importante. Cosa c'è? Anche poste sul sociale, l'edilizia? Quello c'è sempre, sul sociale c'è sempre bisogno sicuramente di risorse finanziarie. Ma Piazza Sant'Antonio, insomma conosco bene la zona, necessita di riqualificazione. Una parte, i cosiddetti baffi, quelli attorno alla chiesa di Sant'Antonio, sono già in via di conclusione e stanno lavorando in questo momento. Però io non andrei personalmente, come la vedo io, a rifare tutta la piazza Sant'Antonio. Cioè la pavimentazione è d'obbligo, anche perché ci colleghiamo così anche ai Masegni di piazza Ponte Rosso, in qualche modo, anche se sarebbe stato bello proseguire con quel disegno, ma il materiale, ahimè, manca, e quindi dobbiamo utilizzare materiale nuovo, pietre nuove, e poi sicuramente intervenire sulla fontana. Chiaro, la fontana di piazza Sant'Antonio deve essere
restaurata, deve essere cambiata, deve essere modificata, non lo so. Su questo noi dovremo lavorare. Perché? Perché se veramente Trieste la vogliamo a vocazione turistica, dobbiamo anche, come dicevo prima, anche abbellirla un pochino con delle fontane. La fontana in questo momento sì è funzionante, ci sono i 4 oggetti, però lasciatemelo dire, non è proprio il massimo della bellezza, dell'estetica. Ecco. No? E quindi andrebbe un po' sistemata. Ecco, dai, deve diciamo essere così. sistemata. Poi, anche dicevo prima, la fontana del Giovannini in piazza Ponte Rosso, anche perché la piazza Ponte Rosso è stata durante la scorsa consigliatura completata ed è una bella piazza. Manca solo quel tassello, dai. Diciamo. Manca la fontana insomma, del Giovannini, quindi sicuramente intervenire di più sulle fontane e intervenire sulla pavimentazione, però io lascerei il resto così com'è, con i suoi cespugli, il suo verde, qualche albero in più magari, ecco, un po' di verde ecco. in più sicuramente non fa mai male. Quello va bene, insomma. Sentiamo la telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Gabriela. Gabriela, buongiorno. Buongiorno. Ieri ho sentito i milioni che bollavano in nel comune, dal comune, ma penso che non arriva nessuno a Largo Barriera, perché le nostre strade dalle stazioni, cominciando dalle stazioni fin qua, tutto Largo Barriera è un disastro le strade, e via Madonnina un altro disastro. Io non so in che momento Bavuder metterà mano qua, lo avevo visto in circoscrizione, mi ha detto che qua dovrebbe arrivare dentro 2 anni. Mi pare che è troppo, noi non possiamo aspettare tanto per avere soldi in questa zona, che è la zona del più passaggio della città, vi dico. E poi un'altra cosa che voglio aggiungere, le zone rosse sono finite già da un paio di giorni, perché domenica qua non c'era nessuno, lì i negozi qua di domenica sono tutti chiusi, i bar, non c'è un bar dove sedersi a prendere un caffè, per esempio a mezzogiorno, Largo Barriera, domenica, Largo Barriera, non c'è un bar, solo c'è Pirona. Pirona non è un posto da sedersi a prendere un aperitivo, no? Quindi ero con un'amica e mi sono trovata che non c'era nessuna cosa qua, veramente non è giusto. Le ho dovuto portare a casa mia, ovviamente, fare l'aperitivo a casa. Ha fatto l'aperitivo a casa. Però un'altra cosa che le voglio dire a casa, io sono in disaccordo con questo che vogliono coinvolgerci con la sicurezza, perché a questo punto faremo i video come quelli dei pickpocket. Io sarò lì gridandole alla gente e ho qualche ragazzino del Galvani facendo il video, faremo soldi. Grazie, arrivederci. Va bene, grazie Gabriela. No, ma il controllo vicinato non consiste nel che tutti i cittadini poi possono fare quello che vogliono, cioè alcuni cittadini saranno delegati a farlo, ripeto, previa formazione e informazione, in modo da collegarsi tempestivamente con le forze dell'ordine. Non si vogliono sostituire, non si vorranno sostituire le forze dell'ordine naturalmente. Lo dicevamo prima. Sì, no? però magari non chiudersi in casa, non barricarsi, non chiudere la porta, la finestra, magari affacciarsi un attimo e vedere un po' se tutto quanto è a posto, controllare un pochino il territorio e segnalare qualsiasi tipo di anomalia. Chiaro, questo potrebbe essere sicuramente utile. La signora ha paura del coinvolgimento forzato forse, ma non lo sarà mai forzato, cioè se uno desidera lo fa. Se uno desidera, un po' come i volontari dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile, io vedo il controllo vicinato un pochino come cittadinanza attiva, ecco, quindi è più questo, partecipata, ecco, piuttosto. Allora, grazie a Roberto Cason per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Certamente, grazie e buona giornata a tutti. Buona giornata, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco ci sarà il sindaco di San Dorligo della Valle Dolina, fra poco. Bentornati in diretta, 9:07 del mattino, diamo subito il buongiorno ad Alexander Coretti, sindaco di San Dorligo della Valle Dolina. Buongiorno, benvenuto, ben arrivato. Buongiorno e un cordiale benvenuto a tutti i telespettatori di Sveglia Trieste. Grazie di essere qui. Allora, stavamo così chiacchierando fuori onda e raccontandoci un po' quelli che sono i lavori proprio nel comune del sindaco da 10 mesi a questa parte circa, vero? Da quando è sindaco, insomma.
Sì, sono quasi 10 mesi da quando mi sono insediato, da quando si è insediata la nuova giunta comunale, 10 mesi intensi, abbiamo incominciato a prendere in mano tutti i lavori iniziati dalla precedente amministrazione, li stiamo portando man mano a termine con le scadenze predefinite e poi abbiamo incominciato a lavorare sul piano, quindi sul programma elettorale, sul mio programma elettorale, iniziando con i progetti, i punti diciamo a breve termine per poi proseguire con quelli a medio termine come per esempio la costituzione della consulta giovani, molto importante. Fra poco andremo in consiglio comunale con il regolamento per la costituzione dei consigli di frazione, successivamente sta già partendo il processo del bilancio partecipativo. E in mezzo tutti i lavori che ti vengono ogni giorno richiesti dalla cittadinanza come la manutenzione delle strade, del verde, il decoro, di tutto di più. Ce n'è sicuramente tanto di lavoro ogni giorno, no? Su questo fronte. Allora ci scrivono i nostri telespettatori, in particolare il signor Enrico, dice: buongiorno, chiedo al sindaco se vengono fatti regolarmente e costantemente analisi delle acque del torrente Rosandra per verificare eventuali inquinamenti da agenti inquinanti provenienti da monte. Questo vuole sapere Enrico. Viene fatto un monitoraggio? Sì, diciamo il comune non è il soggetto che è adibito a fare questi monitoraggi, ma le posso dire che i monitoraggi vengono fatti e l'acqua in questo momento non ha problemi. Non ha problemi, no. Quindi sapete insomma dalle analisi dell'ARPA, no? Dell'ARPA, certamente, dell'ARPA, perché abbiamo avuto 2 settimane fa proprio una riunione con l'ARPA anche parlando di questo e ci hanno rassicurato in questo senso. Che va bene, insomma, l'acqua del torrente Rosandra. Poi invece ci scrive Claudio Visintin, buona giornata anche al sindaco di San Dorligo da Claudio Visintin, in virtù, dice, dell'articolo 21 del Trattato di Pace, tuttora vigente in quanto anche la legge dello Stato italiano che prevede il porto franco internazionale, territorio libero, neutrale, smilitarizzato, che deve diventare, quindi essere una free zone per tutte le imprese e attività lavorative in tutta Trieste che lo ritenessero opportuno. Cosa ne pensa? Insomma, le chiede un'opinione sull'applicazione del Trattato di Pace, l'articolo 21 in particolare. Ma guardi, abbiamo trattato anche in Consiglio Comunale, fuori dal Consiglio Comunale, questo argomento, un argomento molto vasto, molto ampio. La cosa che posso dire è che deve partire tutto da una richiesta dell'autorità portuale. Se l'autorità portuale è interessata all'ampliamento del punto franco nel comune di San Dorligo della Valle, deve partire da loro, come è partito per quanto riguarda tutto, diciamo, lo stabilimento dell'ex Varsila con l'MSC e le altre aziende, l'Abate e l'Interporto, deve partire da loro. Noi non possiamo in questo momento fare niente. Sarebbe molto bello, ma è impensabile. Allora, ora ci colleghiamo, credo, con il nostro Gianluca Paladin che probabilmente si è recato nuovamente sul luogo in via delle Beccherie dell'omicidio della signora Isabella. Vediamo qui appunto una porta con i sigilli, immaginiamo che si tratti proprio di questo appartamento. Allora, sei in linea con noi Gianluca? Intanto vediamo le immagini di questo pianerottolo. No, siamo tornati nell'appartamento di via delle Beccherie 7 dove è morta Isabella Tregnaghi, 89 anni. Questa la porta al terzo piano del condominio dove abitava la signora, brutalmente uccisa con un taglio alla gola. Poi il presunto assassino è scappata la donna, poi rintracciata, come ben sappiamo, in via Bramante, dove è avvenuto di fatto l'arresto mentre lei era in fuga sulla Fiat
Fiat Panda bianca. Ovviamente questa zona ieri, quando eravamo in diretta, era off limits, non si poteva entrare, c'erano i rilievi dei carabinieri della polizia scientifica in corso, una palazzina in pieno centro storico di Trieste, a 2 passi da Piazza Unità e 2 passi da Piazza della Borsa, un via vai di forze dell'ordine, gli uomini della scientifica all'interno ovviamente per controllare e vagliare completamente la scena. Si starebbe ancora cercando l'arma del delitto che ha portato alla morte della signora, della 89enne che abitava sola in questo appartamento, i sigilli con tanto di simbolo dei carabinieri per il locale posto sotto sequestro, così come è stato posto sotto sequestro l'appartamento al piano terra al civico 4 di via della Cereria, che è quello dove il loft dove triestina accusata di omicidio volontario. Una palazzina abitata da pochissime famiglie, peraltro, infatti fra poco andremo anche su a vedere se qualcuno vuole parlare. Sta di fatto che le persone sono sconvolte per quanto è successo nelle scorse ore e sembra che sia accaduto attorno alle 13, come abbiamo raccontato anche noi in diretta nella giornata di ieri. Io provo la famiglia a sentire, vedere se qualcuno ha notato qualcosa, se qualcuno conosceva, visto che abitano qui, la signora. Tra l'altro ho appena suonato ma non mi sta aprendo nessuno, noi ovviamente continueremo a sentire le persone qua dentro, ripetiamo sono pochi piani di una palazzina in pieno centro storico e di conseguenza anche da capire se qualcuno ha sentito un litigio, un trambusto, perché la signora, perché la 58enne era a casa della signora Isabella, si conoscevano, non lo sappiamo, per quale motivo sarebbe stata in quell'appartamento e poi avrebbe commesso appunto quel delitto. Tutte informazioni che ovviamente necessitano di ulteriori indagini anche per capire ovviamente il movente per quello che è successo. Laura, io ti ricedo la linea ma continueremo a stare un attimo qua dentro e a vedere se riusciamo a raccogliere altre testimonianze a te. Grazie Gianluca Paladin. Allora, ha sentito insomma di questo terribile omicidio in pieno centro cittadino a Trieste, un omicidio insomma che ha sconvolto un po' tutti, no, nella giornata di ieri. È un omicidio che ha sconvolto anche me. Trieste è cambiata in tutti i sensi, è cambiata anche purtroppo dal punto di vista della sicurezza. E la gente si sta accorgendo, se ne è accorta, logicamente non solo le persone, penso anche le istituzioni. È una cosa che è da tenere presente e da combattere seriamente. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa, ci rivediamo subito dopo ancora in compagnia del sindaco di San Dorligo della Valle d'Olina. Fra poco. Bentornati in diretta, siamo sempre in compagnia del sindaco Alexander Coretti, sindaco di San Dorligo della Valle. Stavamo parlando, commentando purtroppo il tragico omicidio di ieri pomeriggio qui a Trieste e il sindaco parlava dell'aumento della criminalità anche nei paesi, nei comuni magari più piccoli come appunto San Dorligo, ad esempio per quanto riguarda i furti in appartamento, i furti in casa, che è un fenomeno che sta crescendo purtroppo, lo diceva prima fuori onda. Sì, grazie a Dio violenza non c'è nel nostro comune, c'è però un aumento importante di furti. Abbiamo contattato logicamente le forze dell'ordine per aumentare il loro diciamo, interesse sui loro sopralluoghi, soprattutto nelle ore notturne. Qualcosa è diminuito, però si tratta comunque di gruppi, di bande non professioniste ma semiprofessioniste che alla fine ottengono ciò per il quale sono arrivati. È un problema che va monitorato perché non è da sottovalutare.
C'è anche a San D'Orligo l'organizzazione in qualche modo anche proprio dei cittadini, magari tramite WhatsApp, tramite chat, per cercare di essere così più vicini e contrastare questi fenomeni, non sostituendosi naturalmente alle forze dell'ordine, ma per essere così un po' in allerta, per segnalare come si vorrebbe fare, insomma, anche qui a Trieste. Beh, ci sono delle segnalazioni tramite i social, quindi o Facebook o WhatsApp, comunque non siamo organizzati, la cittadinanza non è organizzata in questo senso, sarebbe da fare molto di più. Con l'aiuto del Comune anche. Con l'aiuto del Comune si potrebbe fare di più, magari per mettere un po' in rete, no, i cittadini, e cercare di contrastare appunto l'aumento proprio di questi fenomeni che magari agiscono proprio laddove magari c'è più isolamento, o magari anche insomma, fuori dai centri abitati, quindi fuori dal centro, diciamo in periferia, questi furti sono aumentati, soprattutto dove in abitazioni dove abitano persone anziane, persone che vivono solo, quindi sono organizzati in questo senso, controllano il territorio e dopo vanno mirati in una direzione. Infatti, allora c'è una richiesta da parte di Renata che chiede se è possibile valorizzare una piccola zona a fianco del bellissimo parco giochi adiacente alla scuola. Qui troviamo un piccolo laghetto creato dall'acqua che sgorga dalle rocce, ci sono 2 panchine un po' sbilenche, dice la signora Renata, ma il luogo è veramente caratteristico. Inoltre chiede cosa nascerà al posto del rifugio Premuda, chiede Renata. Allora, parto con la seconda domanda. Al posto del rifugio Premuda ci sarà il rifugio Premuda, ristrutturato, l'apertura è imminente, se non erro, penso il 10 aprile, quindi prima di Pasqua sarà aperto, quindi con una nuova gestione, posso dire anche di un cittadino, di un mio concittadino, quindi che abita nel comune di San D'Orligo della Valle, un professionista, in quanto già titolare di aziende di questo settore, quindi aspettiamo con ansia l'apertura del rifugio Premuda, che è importante. Manca poco, insomma, manca poco. Meno male. Mentre per quanto riguarda, se ho capito bene quello che intendeva la signora, quel terreno, sì, è un bel terreno, va valorizzato, però quel terreno non è di proprietà del Comune. Ho capito, non è di proprietà del Comune. Il Comune non può piazzale e il parco giochi sono di proprietà del Comune, mentre il terreno adiacente è di proprietà, penso, della Comunella di Bagnoli. E quindi dovrebbe essere in teoria la Comunella intervenire sul suo terreno per cercare, insomma, di valorizzarlo. Dice la signora Renata, è un peccato, insomma, lasciare. È una buona idea, ci abbiamo pensato anche noi, penso che anche la precedente amministrazione abbia parlato con la Comunella in questo senso, ma alla fine decidono, l'ultima parola ce l'hanno loro, ma giustamente in quanto proprietari. Allora, sempre per quanto riguarda San D'Orligo, ci chiedono anche i telespettatori la questione degli odori, a che punto siamo, chiede Mario. Allora, ricordiamo appunto la questione degli odori riferita alla SIOT, no? Alla presenza della SIOT, immagino che si riferisca a questo. Ci siamo incontrati col vice sindaco 2 settimane fa col signor prefetto. E il signor prefetto ci ha rassicurato in questo senso, per quanto riguarda la sicurezza, cioè la parte relativa alla sicurezza e la parte relativa, chiamiamoli, alle molestie olfattive. Sono molto soddisfatto, colgo l'occasione per ringraziare il prefetto si è subito mobilitato quando gli abbiamo scritto all'inizio dell'anno, ha coinvolto tutti gli attori e mi ha detto che penso la prossima settimana ci rincontreremo di nuovo a un tavolo tecnico per discutere la parte relativa alla sicurezza. Parlo del piano di emergenza esterno che va modificato alla luce anche di tutto quello che è successo nel frattempo nel nostro comune. C'è di nuovo una ferrovia che era inattiva, diventerà attiva e funzionerà, sarà propedeutica
al porto di Trieste e al punto franco. Sulla base di questo bisognerà modificare tutto il piano di emergenza e ci ha anche rassicurato che si farà dopo il 2008 finalmente anche una simulazione del piano di emergenza, di evacuazione. Questo è il primo. Secondo, siamo stati a un tavolo tecnico con tutti gli operatori competenti, quindi con l'ARPA, con la Regione, con i Vigili del Fuoco, sempre per prendere in considerazione il discorso della sicurezza. Anche qui si stanno facendo importanti passi avanti in questo senso. Per quanto riguarda invece le molestie olfattive è un discorso più ampio. Purtroppo la legge non è dalla nostra parte, il legislatore purtroppo è un po', diciamo, è anche lui in difficoltà, diciamo, è più dalla parte dell'azienda che da parte delle istituzioni e della cittadinanza, a cui dobbiamo fare gruppo. Come ho detto, il prefetto ci sta aiutando in questo senso, ha mobilitato tutti quanti, e questo che posso dire è che io pensavo all'inizio che il problema degli odori sia solo un problema, diciamo, che interessa il comune. Sì. Devo dire la verità che in questi 10 mesi ho capito che non è solo un problema del nostro comune, sta a cuore a tutti. A tutti. Sta a cuore a tutti, sta a cuore alla Regione, sta a cuore all'ARPA, sta a cuore ai Vigili del Fuoco, a tutti coloro che, diciamo, la pensano in modo intelligente. Ecco, qual è il principale inghippo, diciamo così, ostacolo? Dice della legge non è tanto dalla nostra parte, la questione della misurazione, della molestia olfattiva, qual è la cosa che insomma più la preoccupa e preoccupa i cittadini poi? Io mi sono fatto un'idea, l'idea è che oltre logicamente alla legge che in questo momento è dalla parte della SIOTTAL, ma non ci possiamo fare niente. Quello che manca, a mio parere, ma non solo a mio parere, è una collaborazione. È una collaborazione fra tutte le parti. In questo momento io ho parlato di collaborazione con la Regione, collaborazione con l'ARPA, logicamente, che è la mano prolungata della Regione. Abbiamo avuto contatti con i Vigili del Fuoco, con anche altri soggetti, ma quello che manca in questo tavolo tecnico è sempre il soggetto che sarebbe la SIOTTAL. Questo è il problema, ma penso che anche questo si potrà risolvere se ci sarà la volontà di tutte le parti. Sono fiducioso in questo senso. È fiducioso perché sembra esserci insomma questa unità di intenti, no? Sì. Allora ci segnala invece Giorgio, ma credo si riferisca a Trieste, dice in centro soprattutto per scarsa manutenzione l'asfalto presenta insidiosi buchi, se si può fare qualcosa da parte dell'amministrazione comunale. Credo insomma diciamo che i buchi ci sono dappertutto. Ci sono dappertutto, no? Ci Forse sono si riferisce solo magari a a San Dorligo, non lo so. Ci sono anche nel nostro comune, abbiamo investito risorse subito per quanto riguarda la manutenzione del manto stradale. Stiamo lavorando in questo senso, c'è tanto da fare, abbiamo fatto già i primi miglioramenti, le prime manutenzioni sono andate a buon fine, stiamo lavorando e investiremo ancora in questo senso, perché questo stiamo parlando ancora di sicurezza, no? Stiamo parlando della sicurezza dei nostri cittadini, sia coloro che vanno a piedi, sia coloro che guidano la macchina, sia coloro sempre di più che usano per esempio le bici. Le biciclette, ecco, quindi siete attivi naturalmente sul fronte della sicurezza, e sempre sul fronte della sicurezza immagino si lavori costantemente per evitare poi quelli che sono gli incendi boschivi d'estate, no? Quindi anche San Dorligo purtroppo è stata colpita qualche anno fa, come il resto del territorio, insomma, qui della provincia di Trieste, e non solo, perché anche quella isontina purtroppo è stata piuttosto colpita. Come si lavora per mettere così in sicurezza il territorio da questi eventi? In continuo contatto con la protezione civile, in continuo contatto con i vigili del fuoco e la regione. Solamente lavorando di squadra si può ottenere qualcosa. Da soli siamo un comune troppo piccolo che non ha le risorse adeguate per poter
fare una manutenzione, anche mettere in sicurezza tutto quanto. Lo possiamo fare con l'aiuto di chi è più in alto di noi, in questo caso sto parlando della Regione, ma la Regione anche in questo senso ci sta dando ascolto. Sta dando una mano, insomma, sì, da questo punto di vista. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria per questa mattinata, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta a 9:33 del mattino, sempre a Sveglia Trieste. Allora siamo in compagnia di Alexander Coretti, che è il sindaco da circa 10 mesi, poco meno, no? Sì, di San Dorligo della Valle Dolina. Allora c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Allora, non sentiamo nessuno, vediamo, ci proviamo ancora una volta. No, credo sia caduta la linea, invitiamo il nostro telespettatore eventualmente a richiamarci. Prima fuori onda, Sindaco, parlavamo anche della questione industriale, perché uno pensa a San Dorligo come un comune, un paese anche molto esteso, però soprattutto diciamo con altro tipo di produzione, però c'è anche la produzione industriale molto presente, no? nel comune, all'interno dei confini comunali. Abbiamo tutti vissuto la crisi della Varsila, ora fortunatamente insomma risolta, ma dal punto di vista proprio industriale come sta andando la situazione, com'è il quadro? Allora, dalle informazioni che riceviamo in comune, le aziende, parliamo le aziende più importanti del nostro comune, quelle diciamo che abitano nel territorio della ex Varsila, stanno lavorando bene, stanno assumendo, hanno piani industriali sempre in crescita. Le altre aziende non abbiamo particolari informazioni che si trovano in difficoltà. La cosa importante da ribadire è questa: è vero, cioè San Dorligo della Valle sta diventando una zona industriale praticamente al servizio in questo momento dell'autorità portuale, quindi al servizio di Trieste. È perfetto, c'è un punto franco che si sta ampliando, ci sono aziende importanti dentro. Io posso dire che posso essere solo felice che le aziende siano presenti, che assumano personale anche del nostro comune. Sono meno contento dal punto di vista finanziario, perché queste aziende, essendo in punto franco, posso dire, diciamo così, non sono dei buoni contribuenti per il mio comune. È vero, perché non resta sul territorio, no? La contribuzione dovuta, e quindi questo è un problema. L'attrazione della zona franca è positiva appunto in termini appunto di lavoro, soprattutto di occupazione, però c'è anche il rovescio della medaglia, no? E purtroppo c'è anche il rovescio della medaglia. Allora, c'è anche la vignetta del nostro Marco Englaro, del nostro amico Marco Englaro, la possiamo far vedere, si riferisce alle brutte notizie che purtroppo abbiamo letto anche oggi, ci sorride un po' su e ci riesce insomma a farci sorridere. Dice: oggi sul giornale solo belle notizie, è un giornale dell'anno scorso, quindi non è molto aggiornato. Grazie a Marco Englaro per questa vignetta. Allora, c'è una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Luigi. Luigi, buongiorno. Ecco, volevo fare un paio di domande al sindaco. Prego, Luigi. Paolo Sandra, no? Sì. Quando lui dice praticamente ci sono odori fastidiosi o fastidiosi, parla di idrocarburi? Sì. Poi un'altra domanda, lui è da 10 mesi insediato, no? Ma questa questione sono anni che va avanti, perché io ricordo benissimo che la gente di Valrosanda si lamentava per questi odori nauseabondi di idrocarburi. Poi un'altra cosa, la SIOT, perché parliamo della SIOT, no? Che attracca sempre navi petroliere, no? Che scarica attraverso le tubature, no? Ecco, è gestita da qualche multinazionale, ecco perché non si può fare niente per questi odori nauseabondi. Capito.
La ringrazio. Grazie Luigi. Queste le domande insomma di Luigi sulla questione degli odori che l'ha colpito. Insomma, diciamo, sono sindaco da 10 mesi, ma conosco la problematica da quando sono nato. Come ho detto una volta, qui la prima volta che ero presente a Sveglia Trieste, mia moglie, quella volta era la mia fidanzata, abita di fronte praticamente ai bidoni della SIOT, quindi so cosa vuol dire l'odore, lo conosco molto bene. Il discorso della proprietà della SIOT, la proprietà della SIOT sono delle multinazionali, ma non è il problema delle multinazionali, qua è un problema di legge, di legislatura. La legge permette alla SIA determinate cose, finché non si cambia la legge non si può fare niente. Per cambiare la legge bisogna farlo ai livelli più alti, quindi non al Comune di San Doligo della Valle, nemmeno al Comune di Trieste, nemmeno in Regione può dare una mano, ma bisogna andare fino a Roma. Questo è il problema generale, non c'entra niente se il proprietario è un privato o se sono 6, o mi sembra 6 multinazionali, non è questo il problema. Allora, mi chiede la linea nuovamente il nostro Gianluca Paladin dal centro città, del centro di Trieste, dalla zona, immagino, dell'omicidio di ieri pomeriggio. Allora, nuovamente buongiorno Gianluca, a te la linea, ti vediamo nel collegamento, ma va e viene l'immagine, ecco qui, ti sei riposizionato, ti vediamo, allora, a te la linea. Pronto? Sì, stiamo fermi perché qui il segnale tra gli appartamenti e i condomini effettivamente è debole. Sono tornati i carabinieri sul posto per evidentemente continuare a controllare la scena del delitto, sono appena arrivati, hanno posizionato qui le loro moto e anche noi attendiamo di capire se ci sono dei rilievi ulteriori da dover eseguire o se c'è da piantonare l'area, per così dire. I nastri che esistevano prima non ci sono più, ieri c'erano ovviamente per delimitare l'area, delimitare la zona. Noi eravamo dentro fino a poco tempo fa, però adesso dobbiamo capire se effettivamente c'è da fare un ulteriore controllo. Lo capiremo fra poco, lo capiremo in diretta, lo capiremo fra un attimo. Adesso dobbiamo un attimo vedere. Questa è la zona dove ieri era tutto inaccessibile, dove è morta nell'appartamento al Civico 7, terzo piano, Isabella Tregnaghi, 89 anni. Altre truppe tra l'altro sono qui intorno a noi proprio per portare avanti novità su questa notizia. Ti ricevo la linea, Laura, ovviamente se avrò novità te la richiederò a breve. A te. Grazie Gianluca. Intanto abbiamo visto appunto uno dei militari dell'Arma che sono tornati sul luogo per ulteriori indagini, per ulteriori rilievi. Ne sapremo di più sicuramente nel corso della giornata. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'era una signora in linea, pronto? Pronto? Allora, no, sento in realtà la mia voce di ritorno, quindi chiedo alla telespettatrice, credo, di poter abbassare il volume della sua televisione per dialogare meglio. Vediamo se riusciamo a ricontattarla. No, credo sia caduta la linea. So che c'era appunto la telefonata di una signora, però eravamo anche in collegamento con Gianluca Paladin. Le chiediamo magari di richiamarci, se possibile, qui alla nostra trasmissione. Allora, abbiamo visto un altro tassello, insomma, di questo giallo, che giallo insomma forse non è quasi più, perché è stata rintracciata e già arrestata la presunta responsabile di questo omicidio. Si tratta di capire, come diceva il collega, il movente, no? Quale sia il movente di questo omicidio ancora non è chiaro. Allora, è in arrivo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e al sindaco di San Doligo. Buongiorno Nivea. Io volevo fare una domanda specifica al sindaco. Prego. In merito alla reintroduzione delle province. Sì. Se lui pensa che la manutenzione delle strade, il verde pubblico che è prospiciente alle strade, queste cose qua sarebbero più facilitate ai comuni minori per la manutenzione, proprio per
se è favorevole alla reintroduzione delle province per questi problemi. Grazie. Chiarissimo Nivea, grazie. Allora, siccome prima si parlava appunto della struttura sovracomunale, no? Che in questo caso, nel caso degli incendi era la Regione, chiede Nivea se la reintroduzione delle province potrebbe in qualche modo agevolare il lavoro del Comune in questo caso. Potrebbe agevolare, ma dipende tutto, cioè bisogna prima stabilire le regole, bisogna stabilire le regole dicendo esattamente chi è il soggetto che deve fare la manutenzione di determinate strade. Se questo non si fa preventivamente, le province non avranno quella forza che una volta l'hanno avuta. Noi siamo veramente in questo momento, ci troviamo in difficoltà perché ci sono strade importanti come la strada 202 che collega tutta l'area dell'Varzila, che non è stata oggetto di manutenzione da un sacco di tempo. Con questo ne abbiamo parlato anche con il prefetto e il prefetto ci ha dato delle soluzioni. Bisogna individuare il soggetto, la prima cosa, chi è il proprietario della strada. E quindi è questo in questo momento io non lo so ancora, quello che so è che per una piccola parte siamo anche noi. E quindi però essendo una strada che non è locale, anche se è locale, una strada che collega Trieste con un importante polo industriale propedeutico all'autorità, al porto di Trieste, penso che non possa essere il proprietario del comune di San Doligo della Valle, o almeno il manutentore. Forse appunto la reintroduzione, come dovrebbe avvenire insomma, per volontà dell'amministrazione regionale, delle province, insomma, in qualche modo potrebbe agevolare. Potrebbe agevolare, sì. Il nodo è un altro, insomma, il nodo è proprio le regole, no? Stabiliamo prima le regole, dopo ben vengano le province. Allora, volevo chiedere al sindaco, ci scrive ancora Viviana, come mai la strada per raggiungere Log, sia provenendo dall'Alto che da Domio, sia chiusa per un piccolo tratto? Questa è la domanda della signora Viviana. Nella zona per andare a Log, sia dall'Alto che da Domio, dice, è chiusa per un piccolo tratto. Non le risulta? Non so se intende la strada... Intende la chiusura a San Giuseppe della Chiusa, dove stiamo concludendo i lavori di riqualificazione del centro storico. Potrebbe essere questa, siamo alla terza fase, quindi la fase conclusiva, stiamo concludendo i lavori sulla piazza di San Giuseppe. Diciamo, l'impresa ci ha assicurato che a fine aprile i lavori si dovrebbero concludere e ci vorrà dopo ancora un mese per finire tutti i lavori relativi all'illuminazione e da giugno, così prendiamolo con le mole, dall'inizio di giugno ci sarà di nuovo l'attivazione anche della linea di autobus 41 con delle migliorie, devo dire, ma questo con delle migliorie. Per quanto riguarda Log, stamattina prima di venire qua sono passato per Log, c'era un'impresa che stava mettendo, diciamo, i segnali dei lavori in corso, stanno lavorando praticamente sui lavori, diciamo, non commissionati dal comune, quindi stiamo parlando dei lavori, penso, per quanto riguarda le tubature o qualcosa del genere, ma lavori di breve durata. Sì. Va bene, allora torniamo ancora dal nostro Gianluca Paladin, che ha probabilmente delle novità da riferirci. Allora, te la linea, Gianluca. Come confermato ieri sera al Caffè dello Sport, adesso lo possiamo dire, si tratta di una truffa finita male. Questa è la pista che stanno seguendo i carabinieri. A quanto pare la donna di 58 anni triestina, che è riuscita a entrare all'interno dell'appartamento, da capire ancora come, avrebbe cercato di truffare l'anziana. Di lì la colluttazione vera e propria. A quanto pare la donna di 89 anni si sarebbe difesa, ha fatto scattare il
salvavita per avvisare i soccorsi. Poi però il fattaccio e la morte con un taglio alla gola. Da capire se il coltello, l'arma utilizzata per il delitto, la presunta omicida, se la fosse portata, per così dire, da casa, oppure se fosse all'interno dell'appartamento della malcapitata che ci ha rimesso la vita. Questa è la pista che si sta seguendo, una pista che ovviamente segue la via del denaro, tantissime le truffe, soprattutto qua a Trieste, che abbiamo raccontato ai danni delle persone anziane, e sembra che come ipotesi di indagine si stia delineando questa situazione. Una truffa finita male, dove una donna di 89 anni ci ha rimesso la vita. Alle mie spalle ancora i carabinieri a piantonare l'edificio. Noi prima eravamo all'interno, ricordiamo che è stato proprio la videosorveglianza privata interna all'appartamento a identificare sostanzialmente la donna in fuga, che poi è stata arrestata in via Bramante dai carabinieri in Borghese. Questa è la situazione, mentre ovviamente la persona accusata dell'omicidio volontario ora si trova in carcere e appunto dovrà rispondere di omicidio volontario. Naturalmente vi invito a seguire il nostro notiziario sia delle 13:20 che delle 19:30 per avere tutti i dettagli su quello che è successo in questa macabra vicenda. Vi restituisco la linea. Grazie Gianluca Paladin. Allora la conferma purtroppo è arrivata, era stato ipotizzato anche nel corso della trasmissione di ieri, come ci ricordava il collega, purtroppo le truffe alle persone anziane sono in crescita esponenziale anche a Trieste, ma non solo, immagino anche nel suo comune, sindaco, e questa si tratterebbe appunto proprio di una truffa finita male, quindi il tentativo di estorcere del denaro, dei gioielli, qualcosa, un bottino possibile, insomma, per l'autrice, insomma, di questa truffa, che però si è trovata davanti a una signora sì di 89 anni, ma evidentemente, insomma, anche sveglia e pronta a chiamare i soccorsi. Purtroppo è finita davvero malissimo. Guardi, devo spezzare una lancia in questo senso, perché il mio comune, ma penso tutti gli altri comuni, sia i comuni minori, anche il comune di Trieste, collaborano attivamente con le forze dell'ordine. Noi ogni anno organizziamo una serie di incontri con la cittadinanza dove le forze dell'ordine informano i cittadini per quanto riguarda, e li mettono in guardia per quanto riguarda tutta una serie di tipologie di furti. Quello che posso dire è che la presenza della cittadinanza è minima. È minima. Io chiedo a tutti quanti, ma non solo ai miei concittadini, a tutti quanti, quando ci sono questi incontri, venite a questi incontri, perché non vi diciamo, cioè le forze dell'ordine non vi dicono cose ovvie, anche cose ovvie vi dicono non aprire il portone o la porta se non conosci chi sta suonando il campanello, no? Oppure ti dicono propone. Ci sono questi tipi di furti, questi terzi, quarti, il telefono cellulare, stai attento a questo, come parcheggi, tutte queste cose qua. C'è poca collaborazione, noi lo stiamo facendo, lo stanno facendo tutti i comuni con le forze dell'ordine, ma diciamo gli incontri sono poco seguiti. Bisogna seguire di più, bisogna essere informati. Perché i furti purtroppo la gente si è organizzata, i ladri si stanno organizzando e la cittadinanza si deve organizzare di più. Di conseguenza, anche perché sono sempre più sofisticati i sistemi per carpire la fiducia delle persone, delle vittime designate, no? Di questo tipo di truffe. Si gioca purtroppo sull'amore materno-paterno, no? Si dice esempio, il figlio, il nipote in un guaio, quindi mi devi consegnare dei soldi. Si dicono gli incidenti, queste cose qua. Quando parli dei figli, logicamente... E quindi giocano proprio su questo. Oppure su persone come la signora povera anziana di 89 anni che viveva da sola, è un target perfetto per un ladro, è un target perfetto.
E quindi è bene insomma informarsi e sfruttare queste occasioni che molto spesso insomma gli stessi carabinieri, la stessa polizia, ne parlavamo l'altro giorno anche in compagnia del questore uscente, che ormai è, insomma, è ex questore di Trieste, che ha messo in campo tantissimi momenti informativi in collaborazione con altre strutture, con altre forze dell'ordine, proprio per cercare di fare rete in qualche modo e di informare la popolazione, no? Su questi casi che sono, lo dicevamo, purtroppo in grande aumento. Quindi questa è l'ultima notizia che ci ha riferito il nostro Gianluca Paladin, che si trova ancora sul posto, appunto sul luogo del omicidio. Si tratterebbe proprio di una truffa finita nel sangue, finita male, finita nel sangue, con la morte della vittima designata appunto per questa truffa. Quindi un taglio alla gola all'interno del suo appartamento, e subito le forze dell'ordine allertate da questo sistema di videosorveglianza che era presente all'interno della casa della signora, e che ha consentito alla figlia, che vive comunque distante, di allertare subito le forze dell'ordine. È davvero una brutta storia, questo è il resoconto insomma che ci ha fatto il nostro collega. Tornando invece al comune di San Dorligo, sindaco ci diceva prima insomma tanti lavori anche a San Giuseppe per la nuova piazza che dovrebbero essere pronti, e mi ha colpito, ha detto prendiamo le date che ci vengono dette con le molle, no? Perché è un problema un po' di tutti i comuni questo, quando iniziano i lavori si sa, ma quando finiscono è un po' un problema, no? Un po' comune a tanti sindaci in questo periodo. È vero, però devo dire che abbiamo trovato un'azienda quindi veramente seria, che sta rispettando i termini, sta facendo un lavoro bellissimo, perché io purtroppo sono di parte, io abito a San Giuseppe, quindi sono di parte, ma devo dire delle persone squisite che si sono, diciamo, aperte anche la cittadinanza, la cittadinanza parla con loro gli parlano dei propri problemi, e devo dire che sono addirittura in anticipo sulla tabella di marcia. Si doveva concludere tutto alla fine di maggio, parlano alla fine di aprile, logicamente tempo permettendo, diciamo, tempo permettendo. E quindi insomma una bella realizzazione. Cosa verrà realizzato? Cosa si sta realizzando? Ormai siamo addirittura d'arrivo, mi pare di capire. Praticamente la riqualificazione, la pavimentazione, quindi il pavé, i marciapiedi e tutta l'illuminazione, dove tutti, diciamo, verrà tutto sottoterra come funziona adesso, un paio di panchine nuove, un paio di parcheggi nuovi, la piazza fatta in un determinato modo, purtroppo, non devo dire purtroppo, come l'ha voluto la sovrintendenza, ma la sovrintendenza in questo senso comanda, perché si tratta di un nucleo storico San Giuseppe. Quindi però devo dire che la cittadinanza è contenta, da quello che vedo, da quello che sento, sono tutti veramente strafelici per questo lavoro, un lavoro che purtroppo l'investimento, l'idea, penso, è più di 20 anni quest'idea. Adesso siamo addirittura d'arrivo, io l'ho finita, diciamo, i miei predecessori l'hanno iniziata, adesso la stiamo concludendo. Quando faremo l'inaugurazione ufficiale chiamerò logicamente i sindaci precedenti, perché anche loro sono fautori di questo successo, mi sembra giusto. Del successo insomma della piazza, che insomma verremo a vedere l'inaugurazione, c'è attesa. Sindaco, le chiedo ancora prossimi invece lavori in partenza in altre magari parti del comune, no? Che è molto ampio, lo dicevamo prima. Stiamo lavorando sull'ampliamento del centro di raccolta rifiuti a Bagnoli, stiamo lavorando sull'ampliamento del centro di protezione civile, e stiamo iniziando tutto l'iter per riqualificare la piazza di Dolina, quindi piazza principale di Dolina, e dopo ci sono, come ho detto prima, tutti i lavori, diciamo, gli investimenti relativi alla manutenzione delle strade, alla manutenzione, in questo caso, anche
di problematiche che diciamo, prevengano il dissesto idrogeologico, stiamo parlando del Rio Dolina, del torrente Val Rosandra, stiamo parlando di ragionare sul decoro urbano. Queste sono tutte cose importanti logicamente, ma la prima cosa sono gli investimenti, perché a livello diciamo, monetario, a livello di finanziario, logicamente sono quelli che hanno la precedenza e devono avere la propria copertura. Stiamo lavorando al di fuori degli investimenti con la cittadinanza per riavvicinare la cittadinanza al comune, quindi alla governance locale, attraverso la costituzione per i giovani della consulta giovani e per tutti quanti con i consigli di frazione e successivamente col bilancio partecipativo. È un mio desiderio, lo porterò avanti in prima persona, ma penso che l'interesse da parte della cittadinanza si sta già avviando in questo senso. Sono dei feedback molto positivi. Molto positivi, anche per quanto riguarda la consulta giovani, alla quale pare di capire tiene molto, no? Ma guardi, io non sono più giovane, no? Non sono più giovane, diciamo, ho le figlie che si sono iscritte alla consulta dei giovani. Sono loro che hanno stimolato questa richiesta. Io quando avevo la loro età non avevo queste possibilità, quindi io da genitore e adesso anche da sindaco voglio dare la possibilità ai giovani di crescere, di portare le loro idee, perché le loro idee sono idee da giovani, le mie idee sono idee già da un meno giovane, si può dire un meno giovane, diciamo per non dire così, un'altra dai, cosa, da meno giovane, sono due cose diverse. Io ascolto le diversamente giovani, bravo, dai. sono diversamente, non mi permetterei mai, sono diversamente giovani, le loro idee sono diverse, le loro esigenze sono diverse, noi gli dobbiamo dare la possibilità di crescere, no? di crescere, di ascoltarli e sopportarli nella crescita, e vedere quali come sono un genitore. Come genitori, quindi questo è l'atteggiamento insomma, per questa nuova consulta per i giovani. Più o meno sono una cinquantina di ragazzi e ragazze, all'inizio penso che crescerà a breve. Benissimo, allora grazie, ringrazio molto il sindaco Alexander Coretti per essere stato con noi oggi, lo invito a tornare a trovarci presto per raccontarci insomma che cosa succede a San Dorligo della Valle e poi attendiamo anche l'inaugurazione appunto della nuova piazza, dei lavori finiti a San Giuseppe della Chiusa. Grazie davvero e torni presto a trovarci. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e naturalmente Sveglia Trieste ritorna domani mattina alle 7 puntuali come sempre. Grazie a tutti e buona giornata.